Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste, buon inizio di settimana a tutti e a tutte. Oggi avremo ospiti in studio Fabio Scoccimarro, assessore regionale all'ambiente e all'energia di Fratelli d'Italia, e Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Quindi se vorrete parlare con i nostri ospiti potrete farlo, fare le vostre segnalazioni come sempre qui chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Abbiamo naturalmente questa mattina anche la nostra rassegna stampa che comincia come di consueto dalle previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmer ARPA regionale, vediamo che la situazione generale ci presenta un robusto anticiclone sull'Europa occidentale, una depressione sul Mediterraneo che determinano l'afflusso di correnti secche e fredde da nord-est. In settimana ulteriore espansione dell'anticiclone verso la regione determinerà l'afflusso di aria più mite in quota. Quindi per oggi lunedì 13 gennaio cielo in genere sereno, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora da moderata a sostenuta con possibili raffiche forti a Trieste. In quota sulla zona montana soffierà vento da sostenuto a forte da nord-est, diffuse gelate notturne in pianura e nei fondi valle. Per la giornata di domani, martedì 14 gennaio, cielo poco nuvoloso per velature, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora sostenuta forte a Trieste. In quota sulla zona montana soffierà vento sostenuto da nord-est, estese gelate notturne sulla pianura e nei fondi valle con marcate inversioni termiche. Ancora mercoledì 15 gennaio, cielo poco nuvoloso per nubi stratificate alle medio-alte quote, sulla costa e sulle zone orientali soffierà borino, bora moderata, estese gelate notturne in pianura e nei fondi valle con marcate inversioni termiche anche mercoledì 15 gennaio. Questo è il quadro meteo per quanto riguarda il sito dell'Osmer ARPA regionale. Andiamo a vedere le prime pagine che sono dei quotidiani che sono in edicola quest'oggi. Cominciamo con il piccolo di Trieste, l'edizione triestina del quotidiano, che ha in prima pagina la maxi rissa ancora una volta con feriti in strada, scontro con bastoni in largo Barriera Vecchia poco dopo le 18:40, forze dell'ordine in tenuta antisommossa, una ventina le persone d'origine straniera coinvolte, l'ombra dello spaccio di droga. Bastoni, urla, feriti, carabinieri in tenuta antisommossa, un'ambulanza e le volanti della Polizia di Stato e della Polizia Locale messe di traverso, lampeggianti e sirene accesi. Poco dopo le 18:40, largo Barriera Vecchia, Trieste, nell'isola pedonale tra Corso Saba e via Carducci, si trasforma in una sorta di campo di battaglia. Una rissa tra una ventina di persone straniere, due gruppi di afghani e pakistani, questi ultimi giunti da Udine, si fronteggiano in strada mentre la zona è piena di passanti, almeno 3 i feriti. Queste le notizie, ne avevamo dato conto anche noi nonostante l'ora abbastanza tarda nel telegiornale di ieri, poi magari rivedremo anche le immagini che abbiamo appunto mandato in onda ieri. Parliamo anche del fenomeno del gioco d'azzardo in regione, una spesa annua di 2 miliardi. Gioco d'azzardo in un anno le famiglie italiane hanno speso circa 136 miliardi, in regione la stima è di oltre 2 miliardi. Vediamo anche in centropagina, Trieste chiude l'andata con la vittoria su Pistoia. Basket, il risultato vale il 7° posto in classifica, quindi una buona notizia. Torna Reyes, infortunati Ross e Ruzier. Andiamo a vedere altre notizie della cronaca triestina. La partita Adria Terminal tra il trasloco e l'ipotesi crociere. Ancora il peso del traffico, fermi in coda per 25 ore all'anno, questa è la statistica. E poi il Carnevale di Muggia, è iniziata la corsa a 3 per il dopo Vascotto, un carro che vediamo qui in sfilata negli anni scorsi. Questa è in particolare la prima pagina, poi vediamo anche che sulla A4 la benzina vola oltre i 2,20 euro, il PIL nella trappola dello 0, e poi export, un nuovo modo di andare all'estero e l'analisi. Ancora il caso Sala, liberato a Bedini, l'Iran applaude
plaude alla cooperazione, questo per i nodi della politica, una notizia che troveremo anche sugli altri quotidiani, ma diamo prima uno sguardo alla pagina di Gorizia e Monfalcone, all'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo, perché c'è in primo piano invece una notizia importante, anche in un certo senso abbastanza buona, insomma, per quanto si parli di una malattia terribile: amianto, nuovi casi in calo. Il direttore del centro di riferimento Barbina dice: è finita un'epoca, incidenze delle malattie asbesto correlate al 23,5%, la più bassa dal 2019, quindi la curva inizia a scendere. C'era preoccupazione, insomma, per questa curva che continuava in realtà a salire negli anni scorsi. Quest'anno invece i dati complessivi del 2024 in ordine all'attività di sorveglianza e presa in carico degli ex lavoratori esposti all'amianto e familiari sono da ritenersi sovrapponibili rispetto all'anno precedente, quindi si può prefigurare appunto uno stop, un inizio del calo della curva delle malattie asbesto correlate. Ancora il Comune di Gorizia incasserà dalle multe €500.000 a ricordo di Dominutti, saluti romani e contestazioni. Ronchi, via ai lavori per realizzare la pista ciclabile. La Falcon Star, qui vediamo, sempre per il basket Serie B interregionale, però Falcon Star batte Pordenone ed è sola in vetta. Andiamo allora a vedere altri quotidiani in edicola quest'oggi. Questo è il Sole 24 Ore, mercati, azioni, case, oro e titoli di Stato, le previsioni del 2025 nel Sole del lunedì. Parte la corsa all'ISEE, il 20% e fai da te. Assegno per gli over 80, requisiti a maglie strette, assistenza agli anziani. Partite IVA, spinta alla flat tax per dipendenti e nuove attività per quanto riguarda la legge di bilancio. Vediamo il Corriere della Sera, eccolo qui: caso Sala, liberato Abedini, Nordio chiede la revoca degli arresti, l'uomo dei droni è già a Teheran, non ci sono le condizioni per l'estradizione, il plauso del regime e il tacito assenso degli USA. L'accelerazione per preservare il patto con l'Iran, stupore e pianto grazie all'aiuto nel silenzio. Ora Los Angeles teme il vento e Trump accusa i democratici. Vediamo appunto la situazione, i roghi in California, sono già 16 le vittime per i roghi che stanno devastando Los Angeles e adesso si lotta contro il vento per riuscire ad arrestare le fiamme. Il presidente eletto Donald Trump attacca le autorità californiane. Vediamo anche in Val d'Ossola, tra le vittime Auguadro era nel team di Mascalzone Latino, travolti dalla valanga, 3 morti, addio a un campione della vela. Tragedia in Val d'Ossola, una valanga travolge Gaudenzio Bonini di Giffa, 65 anni, titolare di un'autoscuola, Matteo Auguadro di Verbania, 48 anni, campione di vela, e Matteo Lomazzi di Verbania, 34 anni, frontaliere. Scontri per Rami, stretta del Viminale, stop ai violenti, la sicurezza Meloni, episodi ignobili. Andiamo a vedere ancora altri quotidiani. La Repubblica, Nordio libera Abedini, questa è la lettura della Repubblica, il ministro chiede la revoca degli arresti a Milano, non ci sono le condizioni per l'estradizione, l'ingegnere iraniano dei droni accusato dagli USA, subito scarcerato, rientrato in patria, la svolta dopo la soluzione del caso Sala, Teheran ringrazia l'Italia. Ancora verità per Rami, non vendetta, l'appello, parla il padre del ragazzo dopo gli scontri al corteo di Roma, Meloni con gli agenti, atti ignobili, violenza antisemita a Bologna. Quelle lettere del boss alla figlia, testimone di una vita da fantasma, i diari svelati da Repubblica per quanto riguarda Matteo Messina Denaro. E ancora vediamo un intervento di Paolo Gentiloni, Trump è la scossa che serve all'Europa. Vediamo La Stampa, nessun compromesso a spese dell'Ucraina, intervista a Podolyak, braccio destro di Zelensky, parlare di pace in 100 giorni danneggia noi e l'Occidente. Ancora la trattativa USA-Israele, spinta il piano per la tregua a Gaza, e poi Abedini libero, naturalmente qui anche sulla prima pagina, giallo, segreti nucleari. Nordio firma la scarcerazione, l'ingegnere dei droni a Teheran.
Gli USA vogliono la sua valigetta. Il caso Sala, l'Italia velocizza i tempi per anticipare nuove richieste di estradizione negli Stati Uniti. Vediamo ancora la festa dei 40.000 a Torino per la finale della Kings League, i re del mondo. Ancora il dibattito, i Musk, la macchina e la sinistra fuori gioco, e il commento appunto di Massimo Cacciari. Vediamo ancora Salvini prigioniero del Viminale perduto, invece il personaggio tratteggiato da Alessandro De Angelis. Il Fatto Quotidiano, scambio con Sala, Nordio dà ragione a Teheran e libera Bedini, 0 reati. Questa è la notizia che naturalmente fa da apertura in buona parte dei quotidiani di oggi. Il Fatto Economico, gasolio, prezzi alle stelle, lo scrive il governo all'Unione Europea. Ancora separazione delle carriere, la protesta delle toghe nell'anno giudiziario, e poi Todd, il collegio era spaccato, la presidente Cucca è stata decisiva. Il Giornale, liberato Abedini, l'ingegnere già in Iran, il caso Cecilia Sala, l'uomo dei droni scarcerato su disposizione del ministro Nordio. Vediamo ancora botte agli agenti, il governo ora dice basta dopo gli ultimi scontri, in un anno 273 feriti, un DDL per tutelarli, mentre la sinistra sta ancora con i violenti. Quando il fondatore di Repubblica era innamorato di M e del fascismo, le memorie di Scalfari. E poi vediamo i treni, rami e quelle accuse irrazionali, chi strumentalizza, commenta Giovanni Toti. Libero, Fogna Rossa, questo è il titolo più forte appunto di Libero, assalto a ebrei e forze dell'ordine, 18 poliziotti feriti a Roma, a Bologna dove i manifestanti dell'estrema sinistra hanno preso di mira anche la sinagoga, in un anno incidenti più che raddoppiati. Vediamo così M delude gli antifascisti, Beatrice Battista intervista sul Duce e il cinema, e poi la caccia antisemita, il commento di Fausto Carioti, il prossimo bersaglio è all'orizzonte, il giorno della memoria. Vediamo il Domani, caso Sala, Nordio scarcera Bedini, Meloni rispetta i patti con Khamenei. Come previsto l'Italia ha accettato uno scambio di prigionieri con il regime di Teheran. Il ministro non aspetta la decisione dei giudici di Milano e firma la scarcerazione dell'imprenditore già in Iran. Mancano i requisiti per l'estradizione, dice. Gli ayatollah ringraziano il timore di contropartite segrete per Trump. Le vittime dimenticate dell''ndrangheta e l'approfondimento del Domani di oggi, l'archivio dei casi irrisolti, oltre 200 gli omicidi di persone per bene mai arrivati a processo. Vediamo ancora i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, preso Alberto Costa, Juve, altra rivoluzione dopo il terzino, Colo, Muani e i difensori, e poi Conte e l'Inter a ritmo scudetto, ancora loro, questo è il titolo principale, il Napoli resta primo, Verona KO, Neres fa già dimenticare Kvare, i nerazzurri vincono a Venezia, questi i titoli della Gazzetta, mentre sul Corriere dello Sport vediamo il canto di Napoli, Anguissa blinda il primo posto, Inter che fatica, Conte batte anche il Verona 2-0 e Maradona festeggia con 20 minuti di cori, naturalmente lo stadio. Questi alcuni dei titoli delle notizie insomma presenti sui quotidiani di oggi. Allora torniamo al piccolo di Trieste, torniamo a vedere appunto le varie notizie, vediamo liberato l'ingegnere iraniano, approfondiamo appunto questo tema che è su tutti i giornali, la notizia del giorno. Il guardasigilli Nordio ha firmato la revoca dell'arresto di Mohammad Abedini, era stato arrestato alla Malpensa il 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti. Le motivazioni: questo tipo di associazione a delinquere non è reato in Italia e per altre 2 accuse mancano le prove, dice il ministro. Teheran elogio alla cooperazione di tutte le parti interessate, si era trattato di un malinteso. E qui vediamo la giornalista Cecilia Sala abbracciata dai genitori dopo la liberazione, e qui invece la foto di Abedini, l'ingegnere appunto liberato. Sempre creduto alla giustizia, dice il protagonista, l'avvocato, avevamo ragione, il comunicato del suo legale, il mio assistito potrà riprendere a sorridere e sperare, da giurista sono molto soddisfatto in merito alle motivazioni della scelta. Per il Ministero non ci sono riscontri di violazione delle norme sulla
sull'embargo. L'analisi, ultimo atto di un incrocio di interessi convergenti, scelta politica non giuridica, è il commento. Lo scambio di detenuti chiude la vicenda e crea inevitabilmente un precedente. La diplomazia italiana ha vinto, resta il debito con gli USA, Trump lo reclamerà. Ancora confermata la condanna a morte per Azizi in Iran, l'attivista curda Pashidan Azizi rischia l'esecuzione in Iran dopo che la sua condanna a morte è stata confermata dalla Corte Suprema, hanno riferito giovedì scorso alcuni gruppi per i diritti umani. La donna, 40 anni, è stata condannata a morte a giugno dopo essere stata ritenuta colpevole di ribellione dopo l'arresto avvenuto nell'agosto del 23. È detenuta nell'ala femminile della prigione Evin, la stessa in cui era chiusa appunto Cecilia Sala di Teheran. Il suo avvocato Amir Raizian aveva presentato ricorso alla Corte Suprema, ma purtroppo nonostante i numerosi difetti del caso, la condanna a morte è stata confermata, così ha fatto sapere il legale. Vediamo l'alta tensione da Torino a Roma e a Bologna, la protesta per Rami di Laga, gli scontri con le forze dell'ordine sia nella capitale sia nel capoluogo emiliano, l'appello della famiglia a evitare le violenze. Meloni, episodi ignobili, solidarietà agli agenti. Qui vediamo la famiglia di Rami che rilancia l'appello a non fare del loro dolore un pretesto per la violenza, ma la protesta per chiedere giustizia per il 19enne del quartiere Corvetto, morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri a Milano, si allarga. E qui vediamo il risultato di alcune di queste manifestazioni. Andiamo ancora avanti, sempre a leggere il giornale, ci spostiamo rapidamente, poi torneremo magari nelle pagine dell'attualità, alle pagine di Trieste. Eccole qui. Allora, inizia la partita dell'Adria Terminal, il trasloco e l'ipotesi delle crociere. La concessione a GMT scade a fine 2027. Si valutano nuovi utilizzi per la banchina di Porto Vecchio. Qui vediamo una veduta dal drone della banchina dell'Adria Terminal e della diga foranea tra il molo primo e il molo secondo del Porto Vecchio. Di questo si parla, insomma, del futuro di questa zona. I punti aperti, il nodo della diga foranea e lo sviluppo del project tra i moli dell'antico scalo. Qui vediamo un bellissimo rendering di Costim che ipotizza l'aspetto della centrale di teleriscaldamento prevista sul molo terzo. Andiamo ancora avanti, auto abusive in galleria Sandrinelli, 23 infrazioni in solo mezz'ora. Nonostante il divieto d'accesso e le sanzioni recenti, ancora veicoli in scia e ai bus e rider in scooter. I lavori a Cegas, APS, Amga, vediamo qui appunto l'interno della galleria che è ancora chiusa, 23 infrazioni in mezz'ora, in media ogni 78 secondi, in barba ai divieti ben visibili agli imbocchi della galleria Sandrinelli. Il tunnel che collega piazza Goldoni a piazza Sansovino riaprirà domani, eppure sono tanti i furbetti che hanno continuato ad attraversarla nonostante le multe fioccate nei giorni scorsi. Quindi poi ne parleremo anche nel nostro collegamento con la sala operativa della polizia locale. Vediamo ancora altre notizie, invece altri lavori, finiti i rilievi archeologici sulla batteria di cannoni, Smart Grid può ripartire in viale Miramare, il cantiere all'altezza del cavalcavia di Barcola che è ripartito dopo lo stop. Il peso del traffico sulla vita dei triestini, l'anno scorso perdute 25 ore in coda, i dati di Inrix collocano la città al 37° posto in Italia per ingorghi, il calo dal 2023 e le curiosità sul pendolarismo. Le trovate su questo report che poi magari andremo ad approfondire se ne avremo il tempo. Diamo ancora un occhio ad altre notizie. Allerta meteo per Forte Bora, oggi chiusi i giardini, questo è il provvedimento, viene chiuso, quindi vengono chiusi i vari giardini della città proprio per il pericolo determinato dalla bora forte. Ma ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale per vedere qual è la situazione attuale del traffico in città. Con chi siamo in collegamento? Buongiorno. Buongiorno De Grassi parecchio. Buongiorno al commissario Fulvio De Grassi. Allora, buon inizio di settimana. Intanto, com'è la situazione in questo momento e quali sono le segnalazioni?
Ma innanzitutto un saluto a tutti, appunto un buon inizio settimana a tutti voi e quelli in ascolto. Diciamo la situazione al momento è tranquilla, la Bora non è ancora molto forte ma la danno in aumento, se non sbaglio, come ha già giustamente detto lei è prevista la chiusura di tutti i giardini comunali a causa appunto delle condi meteo. Speriamo che non sia una cosa troppo gravosa, perché poi come si sa possono accadere altri fatti come cadute tegole, cose più gravi. Per il resto, per quanto riguarda la notte appena trascorsa, interventi di routine, anche un incidente stradale diciamo con allontanamento, se non fuga, ma un incidente con soli danni materiali. Una persona ha preso 3 veicoli in sosta tramite da targa parziale. Con le nostre tecnologie siamo riusciti ad individuare l'autore che dove è messo successo? il tutto. In via Bellosguardo. Ah, via Bellosguardo, ok. Comunque fortunatamente nessuna persona diciamo coinvolta a parte il conducente che non ha riportato comunque lesioni. Per il resto abbiamo vari lavori come sempre il lunedì, attenzione ai divieti temporanei, c'è una sfilza qua commerciale 77, Stuparic 12, Tor San Piero 2, Galilei 6, Ponziana 9, via Miramare 49, via Tonello 22, Piazza Dalmazia 3, via del Lavatoio 5, diciamo questi sono i principali cantieri con eventuali divieti di sosta, senza trascurare il fatto che la galleria Sandrinelli è ancora chiusa, i lavori dovrebbero ultimarsi in teoria entro domani, perciò ricordo che la galleria Sandrinelli da piazza Sansovino a piazza Goldoni è ancora chiusa per i veicoli privati. Al momento non abbiamo particolari interventi in atto, dalle telecamere il traffico è tranquillo, vista l'ora, io vi restituirei la linea. Benissimo, allora grazie, buona giornata e buon lavoro a lei e ai suoi colleghi. Questo insomma è quello che sta succedendo in queste ore in città per quanto riguarda la circolazione e il traffico. Allora, galleria ancora chiusa, lo ricordiamo, dovrebbe riaprire nella giornata di domani. Allora, vediamo invece la notizia che abbiamo visto in prima pagina: maxi rissa con bastoni fra stranieri a Trieste, le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Dietro lo scontro che ha coinvolto 20 persone, lo spaccio di droga, l'auto dei pusher è arrivata da Udine, almeno 3 feriti. E qui vediamo proprio gli scontri iniziati in via Carducci, scusate. Ecco, qui vediamo in queste immagini proprio il momento degli scontri ripresi appunto da un cellulare, da un telefonino. Li avevamo fatti vedere anche nel telegiornale di ieri sera. C'è parecchia agitazione, ci sono tante persone appunto coinvolte in questa maxi rissa, viene definita proprio così anche sul giornale. Qui siamo proprio credo in piazza Oberdan in questa inquadratura. Allora, bastoni, catene, sangue, urla, feriti per terra, i carabinieri in tenuta antisommossa con caschi, scudi e manganelli, un'ambulanza, le volanti della polizia di Stato e la polizia locale messe di traverso con i lampeggianti e le sirene accese. Sono da poco passate le 18:40 quando largo Barriera Vecchia, nell'isola pedonale tra Corso Saba e via Carducci, si trasforma di colpo in una sorta di campo di battaglia. Però c'erano stati appunto degli altri episodi cominciati anche in altre zone là vicino, diciamo sempre intorno a via Carducci, più verso sia piazza Goldoni che appunto piazza Oberdan. Vediamo, ma a un certo punto la zona viene circondata dalle forze dell'ordine, tra cui anche i carabinieri del 4° battaglione Veneto a Trieste in supporto, che fino a quel momento stavano appunto presidiando la vicina piazza Goldoni. Allora c'era addirittura un gruppo che è arrivato da Udine, ci racconta Giampaolo Sarti sul Piccolo, su una Fiat Punto rosso mattone armato di bastoni. Stando alle testimonianze, il gruppo è sceso dalla vettura cerchiando altri stranieri, da quanto risulta afghani, per picchiarli, un vero e proprio agguato. Insomma, la scena
scena dura circa un quarto d'ora. C'è chi ha, dunque, mentre i due feriti, uno ha il volto rigato di sangue, vengono caricati in ambulanza, gli afghani raccontano la loro versione. Ci hanno aggrediti, hanno pestato i miei amici, spiega uno, volevamo solo procurarci del fumo per le canne, così si è espresso questo testimone. Poi se telefoni ti porta la roba ovunque, ho chiesto 100 euro di hashish, ma la trattativa finisce male. Sono scesi in 5 dall'appunto, hanno preso i 100 euro ma volevano darci molta più droga, in macchina avevano anche coca, volevano che comprassimo più roba, insomma è una questione di spaccio di droga, come sembra ben chiarito dalle testimonianze. Ai 5 si sono aggiunti altri, eravamo in 4 contro 15, ho chiamato io la polizia, ha detto ancora questo ragazzo, siamo usciti da poco di galera e nessuno di noi vuole tornarci di nuovo, conclude ancora questo giovane intervistato appunto ieri alla fine di questa rissa. La testimonianza del residente: sono uscito di casa, ho trovato il Far West, eravamo terrorizzati, quindi sono uscito dal portone, mi sono trovato in mezzo al Far West, era un inferno, si inseguivano, si colpivano con i bastoni, sono corso al riparo insieme ad altri passanti, eravamo terrorizzati. A raccontare la follia esplosa in largo Barriera è Fabrizio Magrini, un residente che ieri si trovava nel mezzo della rissa. A pochi passi da lui pakistani e afghani si azzuffavano in mezzo alla gente davanti alla Coop. Abbiamo iniziato a correre per attraversare la strada e metterci a riparo davanti al negozio di scarpe d'Onda. C'era anche una signora con 2 bambini piccoli, uno in passeggino, hanno continuato a picchiarsi per un quarto d'ora, prosegue il testimone, 15 minuti che a lui e agli altri sono sembrati eterni, dice appunto questo residente che ha avuto questa brutta avventura. Largo Barriera è spesso teatro di violenze, conclude ancora l'articolo. L'ultimo episodio risale a 8 giorni fa, quando una banda armata di coltello ha rapinato per strada 2 minorenni triestini. I soldi, dateci i soldi, hanno intimato loro i malviventi, entrati in azione alle 22. La polizia è intervenuta sul posto, ha arrestato uno dei componenti, un giovane egiziano che ora si trova al carcere del Coroneo. Ancora altre notizie, sempre sul Piccolo dell'edizione di Trieste. Qui siamo alle pagine che riguardano i Balcani. Croazia conferma per Milanovic, rieletto presidente col 74% dei voti. Il politico socialdemocratico ha battuto lo sfidante dell'HDZ Primorac, segnale al governo Plenković. Questo è il presidente croato appunto Zoran Milanovic durante il discorso al termine dello spoglio delle schede elettorali. Andiamo ancora avanti, sempre sul Piccolo. Abbiamo già visto appunto queste notizie, ma questa appunto non l'avevamo ancora letta. Si parla ancora di cronaca. Il pirata della strada di Via Giulia, dell'episodio dello scorso agosto, da spettatore guardava i soccorsi. I nuovi particolari dell'incidente appunto accaduto lo scorso agosto. Le telecamere riprendono l'uomo mentre lascia l'auto a distanza e osserva poi la fuga a San Giovanni. Questo è emerso alcuni mesi dopo, quindi non solo ha investito il pedone, ma poi allontanandosi e parcheggiando l'auto a qualche decina di metri di distanza è tornato indietro a piedi e ha assistito ai primi soccorsi e poi, come se il fatto non lo riguardasse personalmente, se n'è andato via. I filmati delle telecamere che intorno all'1 della notte tra il 14 e il 15 agosto scorso hanno ripreso gli attimi successivi all'investimento di Andrea Saloni in Via Giulia restituiscono una verità ancora più drammatica rispetto a quella raccontata fino ad oggi, che aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'operaio di 37 anni che, stando alla polizia locale, a bordo di una Kia Picanto avrebbe travolto il 58enne tentando poi di far perdere le sue tracce. Le immagini dei sistemi di sorveglianza presenti in zona, acquisiti dalla municipale, forniscono un elemento ulteriore rispetto a quello già raccontato fino ad oggi. Quindi si vede appunto questa persona tornare sul luogo del misfatto e osservare i primi soccorsi. Qui vediamo anche la foto
dell'uomo investito che versa in gravi condizioni. Ancora un'ultima notizia prima di andare in pubblicità: la CGIL, uffici della Procura in grave carenza di organici. Questa è la segnalazione. Il sindacato interviene dopo i numeri emersi proprio nei giorni scorsi. La mancanza in Procura di un numero sufficiente di pubblici ministeri e impiegati emersa nei giorni scorsi innesca la presa di posizione sindacale, quella della CGIL Funzione Pubblica del Friuli Venezia Giulia. Ora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora torniamo alla nostra rassegna stampa e torniamo nelle pagine del Piccolo. Vediamo che viene trattata la questione del PIL, che non cresce, la trappola dello 0, del PIL, perché la crescita stenta a decollare. Conti pubblici, un 2024 al rallentatore rispetto alle previsioni, compromette anche gli obiettivi per il 2025. Non è stato sufficiente nemmeno il PNRR. E la crisi della Germania non può essere un alibi, così l'analisi appunto che trovate oggi sul Piccolo. Vediamo ancora Los Angeles stretta in mezzo al fuoco, il vento si rafforza, i vigili del fuoco dichiarano l'allerta almeno fino a mercoledì, assicurazioni verso perdite record, non rinnovano le polizze. Disastro negli Stati Uniti. Ancora spiragli d'accordo, Israele è pronta a rilasciare 3.000 detenuti per 33 ostaggi. Telefonata tra Netanyahu e il titolare della Casa Bianca, l'inviato di Trump in missione nella capitale del Qatar per portare a termine l'intesa. Questi gli esteri. Ancora Biden conferisce a Bergoglio la medaglia degli Stati Uniti per la libertà, e poi Malala, i leader islamici, i talebani illegittimi, l'appello del premio Nobel. Ancora vediamo attacco di hacker filorussi, coinvolto il porto di Trieste. Nel mirino i siti web di banche, società, aziende e authority in varie zone d'Italia. Nessuna ripercussione per lo scalo giuliano. Ok, il sistema di difesa cyber, dicono appunto dalla Torre dell'Oide. Allora rivediamo insieme il nostro servizio realizzato proprio per il telegiornale di ieri. Ci sarebbe anche il porto di Trieste tra gli obiettivi degli hacker internazionali che nelle ultime ore hanno compiuto una serie di attacchi cibernetici a obiettivi italiani come siti di banche e porti, tra cui figurano quelli di Taranto e Trieste, ma anche alcune aziende. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale si è messa subito al lavoro avvisando i soggetti colpiti e supportandoli nel ripristino delle funzionalità. Alcuni domini risultano intaccati dagli attacchi, che sono di tipo DDoS, Distributed Denial of Service. Gli hackeraggi portano la firma della crew filorussa NoName 057, che sabato 11 gennaio aveva già colpito siti ministeriali e istituzioni italiane, ma anche da un altro gruppo, i palestinesi AlixSec. Il messaggio d'allerta rispetto alle intrusioni odierne proviene dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. A mezzogiorno di oggi il sito web dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone si presentava regolare, senza messaggi d'allarme o inibizioni dei suoi contenuti. Gli attacchi si sono registrati in concomitanza con la visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sono simili come modalità agli hackeraggi degli attivisti filorussi già avvenuti nelle scorse settimane. Nel mirino di fatti rientra lo stesso elenco dei siti web colpiti, tra i quali quello dei Ministeri degli Esteri, dei Trasporti, dello Sviluppo Economico, ma anche altri siti istituzionali, come ad esempio quello della Marina Militare. Allora, torniamo ancora sul Piccolo, ancora scosse di terremoto nell'area di Raveo, riecco la terra tremare, dopo le 2 scosse di venerdì notte, ieri sono state avvertite altre 2 principali, almeno altre 3 minori, questo è successo in Carnia. Ancora andiamo avanti, c'è tutta un'analisi sul Piccolo, sulla benzina, sul caro benzina in autostrada, superati i 2,20 euro, 2,20 euro. La spesa per
per un pieno può andare oltre quota 100, risparmi sulle statali a provocare l'impennata dei prezzi, l'aumento dei costi di miscelazione. Record di 2,40 sulla A1, il Codacons dice bisogna intervenire subito per evitare ripercussioni sulle tasche delle famiglie. Il Ministero, migliaia di operatori applicano listini in linea o anche più bassi della media a livello nazionale. Qui vediamo l'agevolata per evitare che gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia vadano a fare rifornimento nelle vicine Austria e Slovenia. Sono stati appunto introdotti i contributi che aumentano man mano che si riduce la distanza dal confine. Al momento sono in vigore 3 aree con uno sconto appunto adeguato all'area in questione. Rischio inflazione, insomma c'è tutta l'analisi sul caro benzina. Le categorie avvertono rischio rincari su tutto, ma restiamo fiduciosi. Per gli autotrasportatori il problema è quello di un effetto a catena sul rialzo dei costi. Pesano la speculazione e l'incognita sulle accise che il governo potrebbe aumentare. Qui vediamo una coda in autostrada, una coda di tir, autotreni in coda. Sui bilanci delle aziende pesa anche la maggiore percentuale che va utilizzata per la miscela bio. Il carburante incide del 25% sulle spese dell'autotrasporto. La sottolineatura di Confartigianato Trasporti del Friuli Venezia Giulia. Un'altra analisi, quella del gioco d'azzardo, che vale 2 miliardi, è la spesa annuale stimata nella nostra regione. Il libro blu in Italia 136 miliardi. Anche qui troviamo tutta questa analisi sul gioco d'azzardo in regione. Il numero verde è attivato ad hoc e dove si può chiedere aiuto perché si tratta in molti casi anche proprio di una patologia. La regione Friuli Venezia Giulia stanziato oltre 900.000 euro per il triennio 21-23. Qui vediamo l'ambulatorio sulla ludopatia che si trova nel comprensorio di San Giovanni a Trieste. Lotta alla ludopatia, lo psicoterapeuta dalla manovra una pietra tombale. De Luca, migliaia di famiglie senza via d'uscita e non se ne parla. È prevista anche la cancellazione dell'osservatorio nazionale. Hanno vinto, non c'è più niente da fare, questa è la pietra tombale sulla lotta alla ludopatia, centinaia di migliaia di famiglie si trovano in una spirale che non ha via d'uscita e nessuno ne parla, c'è un disastro sociale. Lo sfogo di Rolando De Luca, responsabile del centro di terapia di Campo Formido e Faedis, che suona quasi come una resa dopo anni di battaglie e centinaia di persone aiutate con l'associazione per i giocatori d'azzardo e le loro famiglie. Il gioco d'azzardo è una droga che provoca effetti devastanti sulla salute di chi lo pratica. La finanziaria taglia i 44 milioni del fondo destinato alla cura e alla prevenzione delle dipendenze. Allora, scorriamo velocemente, andiamo alle pagine di Gorizia del Piccolo. Si parla ancora della polizia locale, in questa volta appunto di Gorizia, strade a nuovo e corsi di sicurezza grazie agli incassi delle multe. Nel 2025 si punta a ottenere 500.000, 190.000 euro verranno destinati a 3 capitoli di spesa. Il comandante Muzzatti, vediamo che parla anche dell'ufficio mobile a Gorizia. Poi oltre 5.000 sanzioni in 6 mesi nei parcheggi a pagamento, i dati record. Orti sociali di via Merici, rinnovata la convenzione sempre per Gorizia, ma ci spostiamo velocemente a Monfalcone, ecco qui, e c'è l'analisi sulle malattie da amianto che diminuiscono i nuovi casi, dice il Piccolo, che pubblica proprio questi dati, questa statistica sull'attività della CRUA, del centro appunto che si trova proprio a Monfalcone. I dati 2024 fotografano un netto calo di mesoteliomi alla pleura, tumori polmonari e placche pleuriche, percentuale di malattie professionali al 23,5%, la più bassa dal 19%. Il dottor Barbina dice iniziata la fase discendente. Il direttore del centro: scendono gli ex esposti che facevano uso diretto dell'amianto, è cambiata un'epoca. Fondamentale si sta rivelando la politica avviata dalla Regione per favorire l'eliminazione dei manufatti dannosi con fondi ad hoc per le bonifiche. Ne potremo
parlare anche con l'assessore all'ambiente che è molto impegnato su questo, l'assessore all'ambiente della regione Fabio Scoccimarro, che sarà nostro ospite in questa puntata. Ecco qui un'altra notizia, sempre dalla prima pagina del Piccolo di Monfalcone Gorizia. A Monfalcone saluti romani e nasi rossi da clown durante il ricordo di Dominutti, rievocata la contestata figura dell'operaio ucciso nel 48 in via Terenziana, scintille tra Pro Patria e Circolo Esperanto. A promuovere la commemorazione l'ex consigliere Steffè. L'assessore Venni è intervenuto a nome dell'amministrazione. Giusto essere qui, ha detto l'esponente dell'esecutivo, dobbiamo rendere onore a tutte le vittime di quella guerra. Il piano oncologico penalizza il territorio e la Lega resta in silenzio, attacca invece Diego Moretti per il centrosinistra, mentre la Giunta dice già offerta un'alternativa all'orchestra filarmonica ma non è stata accettata. Ancora disboscamento dell'ex ferrovia, poi i lavori per la pista ciclabile, qui siamo a Ronchi dei Legionari. In partenza la completa pulizia dell'ex sedime donato al comune da Fincantieri, il percorso dedicato alle biciclette da via 24 maggio raggiungerà l'aeroporto. Noi ieri ci siamo occupati invece del bilancio che è stato fatto del Natale a Monfalcone, è stato tracciato appunto dall'amministrazione comunale che tanto aveva investito proprio in questo festeggiamento per quanto riguarda appunto il Natale. Non so se possiamo rivedere insieme proprio questo bilancio del Natale a Monfalcone, andato in onda nel telegiornale di ieri. Vediamo se riusciamo a recuperare il servizio, non lo vedo ancora pronto. Allora andiamo ancora avanti alla lettura del giornale. Vediamo anche nella Bisiacaria Turriaco torna a crescere grazie anche alle nascite, 15 residenti in più del 2024. Qui vediamo anche il presepe in movimento con aperture extra a Ronchi dei Legionari, ci sono stati migliaia di visitatori. Torniamo sull'edizione di Trieste per parlare invece dello sport, una festa a metà. Trieste soffre ma batte Pistoia e chiude l'andata con la 9ª vittoria stagionale. Ritorna Reyes, ma gli uomini di Christian perdono Ross e Ruzier per infortunio. Quindi 80-75 è il risultato, per questo è il motivo insomma della festa a metà, ma appunto gli infortuni, ma comunque sempre sicuramente un ottimo risultato. Le pagelle dei biancorossi, vediamo Denzel sempre lui, Candu bene così, e qui vediamo altre fotografie della partita. L'addio, Bossi ai saluti, torna Orzinuovi, volevo più spazio, e qui vediamo tutta il resoconto della partita che avremo anche noi naturalmente oggi nel nostro telegiornale e il caffè dello sport. Questione di fiducia, la Triestina a Verona con il Caldiero ha avuto la pazienza di aspettare l'episodio favorevole, ora l'Unione è quartultima, quindi consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, questi sono i due aspetti principali emersi nella partita vittoriosa contro il Caldiero. Non era semplice giocare al Gavagnino Nocini su un terreno che per dimensioni e anche per il fondo non lascia spazio a chi cerca di giocare di fino. Tante volte in questi anni la Triestina ha dovuto sottostare alla legge della Virtus. Allora noi abbiamo anche l'intervista a mister Attilio Tesser, risentiamola insieme. Abbiamo preso 3 punti, mettiamoli via, 3 punti che fanno classifica, 3 punti che fanno anche fiducia. Una partita non semplice e dopo alla fine si vince, ma è stata una partita molto combattuta, finché non abbiamo sbloccato. In un tempo siamo partiti molto bene, dopo pochi minuti abbiamo avuto 2 situazioni, 4-5 minuti importanti, poi si è riequilibrato, azione loro, azione nostra, e giocate lì in mezzo. Dal rigore in poi invece si sono create più situazioni loro nel secondo tempo, non sono stati particolarmente pericolosi nel finale. Il discorso dei cambi è molto, molto importante, che si entra, vuol dire che c'è lo spirito giusto di una squadra, vuol dire che tutti quanti si sentono partecipi e danno il loro, che partono dall'inizio, che è subentro. Diciamo che come è venuto la settimana scorsa
Oggi siamo interpretati meglio nel primo tempo in campo e l'abbiamo fatta noi la partita lo stesso, purché, ripeto, l'azione di non è stata semplicissima, però la partenza era molto, molto positiva. Non avevo mai fatti 7 gol nella mia carriera, al massimo che ero arrivato l'anno che ho vinto il campionato a Empoli e a Perugia, sono sempre 6-5 gol. Ben venga, speriamo di continuare e speriamo comunque che arrivano anche per portare punti per toglierci da questa situazione. Ma una partita difficile, comunque un campo piccolo, diciamo che Mantelbo tornerà dei migliori, comunque la parte del gioco sì, forse serviva un episodio per sbloccare la partita, è arrivato il rigore, l'arbitro ha fischiato, c'era o non c'era, non lo so. Il mister sa tenere bene uno spogliatoio, sa gestire uno spogliatoio come si deve, e quindi di certo quello che è cambiato è che ognuno sa quello che deve fare in campo. Allora, questa appunto per la pagina sportiva, il dopo Caldiero. Allora, torniamo invece al bilancio del Natale monfalconese, vediamo com'è andata questa iniziativa del Comune di Monfalcone che ha tratto le somme di un periodo lungo di festa. Allora, vediamo com'è andata. Con 35.000 presenze registrate sui 55 eventi organizzati, l'incantesimo del Natale, la rassegna per le festività 2024-2025 a Monfalcone, ha conquistato il pubblico cittadino e non solo, con numeri che rappresentano un'importante risposta alle iniziative promosse dall'amministrazione comunale. Significativo il riscontro degli spettacoli teatrali, sold out per Mario Biondi e i Free Voices, mentre gli altri appuntamenti, dal Natale nel mondo a Giulietta e Romeo, hanno richiamato un pubblico numerosissimo, sfiorando il tutto esaurito. La pista di pattinaggio Monfalcone on Ice si è confermata una delle attrazioni più amate, con 10.000 presenze. Notevole anche l'affluenza nei luoghi della cultura, dal Museo Medievale alla Galleria d'Arte Contemporanea. Di particolare rilievo il riscontro ottenuto con le visite guidate organizzate al MUCA e al cantiere navale, che hanno permesso ai visitatori di esplorare un patrimonio unico di storie ed eccellenze industriali che definiscono l'identità di Monfalcone. La rassegna dei presepi nell'atrio del Palazzo Comunale ha catalizzato l'interesse di quasi 2.000 visitatori. Allora, andiamo ancora a leggere il piccolo, torniamo sulla edizione di Trieste per parlare ancora di un fatto di cronaca di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, quello degli incendi alle automobili, incendi dolosi, danni per 100.000 euro, si stringe il cerchio attorno al piromane, quasi 100.000 euro di danni, il bilancio provvisorio dei roghi dolosi di veicoli a Poggi Paese, 5 mezzi incendiati in una settimana nel raggio di 200 metri, 4 macchine e uno scooter, un bollettino di guerra che non fa dormire sonni tranquilli ai residenti. I proprietari delle vetture hanno avviato l'iter assicurativo per il risarcimento dei danni in attesa che il responsabile venga identificato e denunciato. Le indagini procedono a ritmo serrato. Carabinieri e polizia stanno mettendo insieme le forze per dare finalmente un volto e un nome al responsabile. I 3 roghi di Poggi Paese, secondo gli inquirenti, sono opera della stessa mano. Tutti gli indizi vanno in questa direzione, a partire dalle modalità del ride e dall'orario scelto, sempre nel cuore della notte, tra le 3 e le 3:30. La pista che si sta delineando è quella di un vandalo solitario che sceglie casualmente appunto i suoi bersagli da colpire. Gli investigatori stanno passando al setaccio tutta la videosorveglianza naturalmente che c'è in zona. Nella notte tra venerdì e sabato il piromane ha colpito in via da Ponte, bruciando una Ford Fiesta, una Hyundai Tucson che da sola valeva 30.000 euro. 2 notti prima era toccato ad altre 2 vetture parcheggiate in via dei Gravisi. Prima ancora un motorino dato alle fiamme in via Corelli. Questo l'elenco appunto dei vari fatti. Vediamo ancora, invece ci trasferiamo un attimo a Muggia, Carnevale di Muggia, partita la corsa 3 per il dopo Vascotto. Dopo la sfilata è convocata il 7 marzo l'associazione delle compagnie, sapete che il Carnevale insomma è molto molto sentito a Muggia, candidati De Colle, della Brivido, Grison, della Lampo e della Valle della Trottola. Questi vediamo sono i protagonisti, qui c'è Mario Vascotto nei panni di Lenin con
fianco Mussolini, a destra appunto i 3 pretendenti. Vediamo ancora l'anniversario, Mini Pub 2 di Via Gatteri in stile anni 80 con i 25 di Federici. Poi Colizza racconta il suo Antartide, una vita in nave e fra i ghiacci. La professoressa universitaria venerdì svela la ricerca. Dopo 20 anni di studi, largo ai giovani, dice Ester Colizza durante l'ultima, vediamo qui fotografata, durante l'ultima spedizione appunto in Antartide. Ci spostiamo a Sistiana, nel campeggio di Sistiana, un ristorante da 300 posti. Il progetto, già in fase avanzata, rientra nell'accordo fra il comune e la regione. La struttura avrà anche una sala congressi e punta a una spa, investiti 6 milioni, quindi un nuovo ristorante capace di 300 posti fra struttura interna ed esterna, dotato anche di una sala congressi, in prospettiva 2026, una spa per ampliare ancora l'offerta. Sono queste le costruzioni in cantiere al Camping Village Mare Pineta di Sistiana, complesso di fondamentale importanza per il turismo del comune di Duino Aurisina e non solo, quindi si rinnova questa struttura. Ancora nella zona del Reggimento Cavalleria Oppicina, cade in casa e chiede aiuto, l'allertata l'arma che lo salva. Ma torniamo per un attimo ancora a Muggia, perché ieri abbiamo intervistato anche il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, che ci ha parlato delle novità, era ospite da noi nei nostri studi, ha parlato appunto delle novità per quanto riguarda il nuovo centro per la Triestina di Montedoro. Allora rivediamo insieme l'intervista e il servizio. Nuovo passo avanti per il percorso che porterà alla creazione del centro sportivo della Triestina a Montedoro. Dalla Regione sono stati stanziati 6 milioni e mezzo a favore del comune di Muggia per consentire il project financing assieme alla società Rossola Bardata. Un passaggio formale ma importante che ora attende la presentazione da parte del club del progetto definitivo della futura casa dell'Unione. Il sindaco Paolo Polidori lo racconta con entusiasmo, da un lato per il senso di appartenenza ai colori della Labarda, dall'altro in veste di amministratore locale per la regolarità di questo iter che grazie ai fondi ottenuti copre un ulteriore tassello dell'intero percorso. Siamo arrivati, c'è un fatto importantissimo che adesso da pochissimi giorni è arrivato il decreto con i 6 milioni e mezzo che la Regione ha dato al Comune di Muggia, per cui ce li abbiamo in pancia noi nel nostro bilancio, per andare avanti con l'esecuzione della nascita del centro sportivo, del training center. Questo è un passo importante perché in questo momento possiamo dire che dall'altra parte si sta lavorando per quanto riguarda il progetto che dovrà essere presentato al Comune di Muggia, con il quale, in base al decreto legislativo, la famosa legge sugli stadi, no, che ha tempi anche abbastanza veloci, verrà indetta una conferenza di servizi a tempi brevissimi, che andrà avanti più o meno un mese, dopodiché si andrà in Consiglio Comunale per votare la variante, se approvare appunto o no quel progetto che la Triestina presenterà, e dopodiché i soldi potranno essere spendibili nel momento in cui la Triestina avrà la possibilità di mandare avanti tutti i lavori di esecuzione del centro stesso. Ecco, queste le parole appunto del sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Allora, torniamo ancora alla lettura del giornale, alla lettura del Piccolo, torniamo ancora alla trappola appunto del 0, del PIL, della mancata crescita, come abbiamo visto prima. L'Istat dice l'anno passato salvato dall'export che ha compensato il calo della domanda interna, molto dipenderà dal turismo, settore in cui però l'occupazione è piuttosto precaria. Questo diciamo che è appunto il leitmotiv anche di molte discussioni in sede locale tra categorie e sindacati. Allora andiamo invece ora sul Corriere della Sera ancora per qualche istante a vedere le notizie. Abbiamo già visto l'intrigo internazionale, viene messo in primo piano in questo modo sul Corriere. Nordio chiude il caso Sala.
la scarcerazione per Abedini, non ci sono le condizioni per l'estradizione negli Stati Uniti. L'ingegnere è tornato a Teheran e qui vediamo le immagini sia di Cecilia Sala che dell'incontro della visita lampo della Premier Meloni negli Stati Uniti a incontrare il presidente eletto Trump. L'incognita sulla decisione della Corte d'Appello e le garanzie date all'Iran perché il ministro ha accelerato sui tempi, questi in retroscena, e qui vediamo il ministro Nordio. Ancora sempre sul Corriere della Sera, e l'ingegnere scoppia in lacrime grazie a chi ha operato in silenzio. Milano, Abedini ha lasciato opera al carcere alle 13 di ieri, il suo avvocato è rimasto sorpreso, dice. Qui USA in silenzio assenso di Washington nei giorni del grande trasloco, così il soldato poi nei panni di Trump, il sergente maggiore Matthew Nell posa nella parte del presidente Trump alle prove per la cerimonia di insediamento del nuovo inquilino della Casa Bianca che si terrà il 20 gennaio davanti al Campidoglio di Washington. Ancora andiamo sempre alla lettura della politica interna del Corriere della Sera. Cortei per Rami, scontro tra partiti, ira di Meloni, il PD, non speculi, la Premier, ignobili episodi di disordine e caos, l'accelerazione sul DDL sicurezza. Ancora qui vediamo proprio gli scontri, ora la stretta sui violenti e il Viminale valuterà i prefetti su rimpatri ed espulsioni. Piantedosi, si cerca l'incidente per destabilizzare il quadro politico. Gli uffici immigrazione alle dirette dipendenze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Le indagini a Roma su una trentina di persone già coinvolte nei tafferugli alla Sapienza. Vi prego, non usate il nome di mio figlio come scusa, dice invece il papà di Rami, il padre del giovane egiziano. Vogliamo tutti giustizia, ma per lui fate solo manifestazioni pacifiche. Questo è l'invito accorato di Yela Elgami, 61 anni, egiziano, che è il padre di Rami. Ancora Bologna, una notte di guerriglia, un caso il blitz alla sinagoga, feriti 10 agenti, 2 i fermi, assaltati i bar del centro, zuppi inaccettabile, seme dell'antisemitismo. Una devastazione gratuita, ma in tanti stanno provando ad alzare il clima di tensione. L'Epore non si capisce come possa essere colpa del PD. L'ambasciatore tedesco, ignobili attacchi, la solidarietà alla comunità ebraica. Ancora vediamo in primo piano la lotta contro il vento per fermare gli incendi, qui siamo in California, assalto aereo dei pompieri su Los Angeles, assalto naturalmente tra virgolette, i timori per il tempo, accuse al governatore. Qui vediamo la polvere rosa, le zone di Los Angeles a rischio incendi sono state cosparse di una polvere ritardante per limitare quanto possibile che si inneschino nuovi roghi distruttivi e letali. L'artista, parla l'artista, il mio alloggio salvato da un lago, Lorenzo Marini, che vive evidentemente da quelle parti. Allora, vediamo ancora Hollywood, la fine del mito, il disastro ridisegnerà la megalopoli per la sua fabbrica dei sogni, già piegata dalla pandemia e dallo sciopero dell'anno scorso, potrebbe essere una crisi senza ritorno. Si parla anche di questo, perché è proprio in quei luoghi che stanno imperversando gli incendi. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Fra poco sarà con noi in studio l'assessore regionale Fabio Scoccimarro. Bentornati in diretta, buongiorno all'assessore regionale all'ambiente, all'energia Fabio Scoccimarro, buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie di essere qui. Dunque assessore, stavamo un po' leggendo i giornali questa mattina, abbiamo visto ancora casi di violenza in città con questa maxi rissa di ieri sera che aveva avuto anche dei segnali in precedenza, ne abbiamo parlato anche, siamo riusciti a parlarne nel telegiornale di ieri, oggi approfondiremo naturalmente
naturalmente anche quello che è successo, rissa con bastoni fra stranieri, questioni di droga al centro, forze dell'ordine in tenuta antisommossa, quindi spaccio di droga e pusher addirittura in arrivo da Udine tra afghani, pakistani, insomma ancora caos in pieno centro. Chi era testimone ha descritto anche scene così molto preoccupanti naturalmente, no? Sì, sono scene che noi non siamo abituati a vedere a Trieste, certo, una città che non è mai stata indenne da fenomeni di questo tipo, droga e violenza, per amor di Dio, una città medio-grande che purtroppo non è un'oasi felice, anche se, ripeto, i fenomeni di questo tipo da noi in passato erano ridotti ai minimi termini. Nessuno ha la bacchetta magica, visto che siamo amministratori pubblici e si chiede a noi di risolvere il problema, quindi nessuno ha la bacchetta magica, e anche il sindaco che ha la polizia locale non può da solo risolvere un problema così importante, che in questo caso specifico è legato all'immigrazione e soprattutto a quella clandestina, perché poi è quello che abbiamo sempre detto. Il clandestino non ha questa specialità, non è un ingegnere che lo possiamo mettere alla Fincantieri a progettare le navi, e quindi va a ingrossare le file della malavita. È un'equazione talmente semplice per cui è inutile che ci dipingano come razzisti, nazisti, fascisti, semplicemente perché vogliamo che ci sia un'immigrazione regolare, che si possa controllare chi arriva, che non arrivano i delinquenti la feccia degli altri paesi, perché questo alla fine succede, no? E quindi andare, per non dire dei terroristi, e quindi andare a avere un'immigrazione regolare. Questo consentirebbe di molto la diminuzione, non del tutto, di questi fenomeni. Non è razzismo dire che le nostre carceri hanno una stragrande maggioranza di stranieri, cosa che non era così nel passato. Ricordo sempre simpaticamente nel 2001 quando andai a un concerto nel Coroneo di Trieste, io ero allora neo sindaco di piazza, io neo presidente della provincia, ed è una scena curiosa, quasi da commedia dell'italiana, quando entrammo dentro, io di piazza, e praticamente tutti i detenuti erano la maggior parte triestini, erano ladri di galline, non erano terroristi né mafiosi, e quindi entrammo io di piazza e tutti i vari detenuti ci salutavano, ciao Robby, ciao Scocci, e quindi fra i sorrisi e un po' l'imbarazzo delle altre autorità, ma per dire cosa? Che allora c'era una popolazione carceraria, fra l'altro di delinquenti di piccolo cabotaggio locale o italiana. Oggi abbiamo una preponderanza di detenuti stranieri. Quindi cosa va fatto? Intanto vanno aumentate le carceri, come ha detto giustamente il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quindi il problema non è svuotare le carceri ma riempirle, e soprattutto far sì che ci siano delle norme che ti consentono di tenere i delinquenti in galera. Il governo sta cercando, abbiamo visto con l'hub e gli accordi fatti in Albania, di delocalizzare anche questo tipo di immigrazione. Certo non è la panacea, ma è un esempio. Tu arrivi, non hai la certezza che puoi restare in Italia, intanto vai in un hub che è all'esterno dell'Italia. Dopodiché, ripeto, per quanto riguarda, oggi andrò un'altra trasmissione in cui si parlerà di immigrazione, no? Noi siamo tutti d'accordo che la nostra coscienza cristiana ci impone di aiutare chi sta affogando, è ovvio. Ho fatto il bagnino, ho salvato 2 vite umane, quindi io sono il primo a essere d'accordo nell'andare a salvare le persone, ma ci deve essere un'inversione di paradigma in cui si va ad aiutare la gente laddove sta male e non farli venire qua, farli delinquere, e poi succede quello che succede in Piazza Barriera, perché questi sono dei disgraziati che non hanno lavoro e sono una facile manovalanza della delinquenza, che spesso è anche italiana. Non è che gli italiani sono dei stinchi di santo, non erano prima, non lo diventano neppure oggi. Però purtroppo questi episodi vanno affrontati in maniera molto molto decisa e molto più strutturale. Io penso che questo governo ha il coraggio di farlo. Diciamo che non tutta la magistratura è d'accordo e viene usata in maniera politica contro questo governo. Non lo dice Fabio Scoccimarro, lo scrive su un libro con Sallusti un certo Palamara, che era il presidente di Magistratura Democratica, quindi l'organizzazione di sinistra dei magistrati, il quale è andato poi in disgrazia
ha così fatto un libro in cui ha detto tutte le verità scomode sulla magistratura. Leggetevelo perché è molto interessante, quindi non è una versione di un politico di destra come fieramente è il sottoscritto, ma è quella di un magistrato di sinistra. Allora, su questo tema interveniva anche Piero. Buongiorno, largo barriera, rissa con spranghe e bastoni tra clandestini, feriti, arresti, danni alle vetture dei triestini, interventi delle forze dell'ordine, ma state tranquilli, sono solo falsi allarmismi e fantasiose percezioni. Trieste è una città sicura, insomma è sarcastico, no, Pierpaolo su questo tema. Ancora altre segnalazioni. Egregio assessore, ci scrive Luisa, chiedo gentilmente se possiamo sperare ancora di vedere il completamento della fognatura a Santa Croce. Si sa qualcosa di questo? Io capisco che la delega all'ambiente viene intesa in senso lato, però non è la mia competenza rifare la fognatura. Chiederemo al sindaco come siete messi a Santa Croce, sinceramente. Benissimo. Mi dispiace, ma non ho... Poi parleremo anche magari della zona sotto Santa Croce, quindi Barcola, magari se ci sono delle novità. C'è invece la mail di Claudio Visintin che ci scrive buongiorno all'amico Fabio, dottoressa Laura. Allora pongo una domanda semplice all'uomo politico che riguarda tutte le ascoltatrici e ascoltatori di questa benemerita Sveglia Trieste. Prova a intuire, Fabio, vabbè ti dico, negli ultimi anni si è assistito a un aumento esponenziale dei salari dei CEO, dei CEO, insomma dei dirigenti delle grandi aziende, mentre i lavoratori comuni hanno visto i loro stipendi stagnare o addirittura diminuire. Ritengo sia ora di tornare alla scala mobile perché anche i pensionati sono in sofferenza con l'aumento generalizzato dei prezzi. Personalmente penso che bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica e spingere le istituzioni a prendere provvedimenti in tal senso. Solo in questo modo si potrà garantire una maggiore equità economica e sociale, un futuro più prospero per tutti i lavoratori e anche i pensionati. Quindi buona fortuna anche ai colleghi che trasmettono dalla nuova sede di Pordenone Media Nord-Est. Salutiamo anche i nostri Federico e Chiara. Grazie Claudio. Allora, Claudio sa che questo governo, nei limiti, perché nessuno, dicevo prima, la bacchetta magica, ha fatto delle operazioni fiscali, taglio del cuneo fiscale, che ha permesso dei lievi aumenti delle buste paga. Se è sufficiente? Assolutamente no, bisogna fare molto di più, però ricordiamoci che la coperta è quella e quindi non è che puoi andare a stampare soldi come sul Monopoli, e quindi questa è la strada da percorrere. Certo che se non avessimo avuto centinaia di miliardi di euro da pagare ogni anno per un bonus 110% che hanno beneficiato il 4% degli italiani, cioè quelli che hanno più possibilità, che hanno le case di proprietà e che sono il 70% fra l'altro degli italiani, ma comunque voglio dire, chi aveva la possibilità o comunque chi aveva le case popolari, a parte qualche rara eccezione che hanno fatto anche l'Ater, non ha avuto il vantaggio fiscale del 110%, e quello è un debito che siamo portati dietro, che ci porteremo dietro per i prossimi anni, e che ai noi è stata una scelta certamente scellerata e hanno beneficiato in pochi. Questo è uno dei motivi per cui, ma non il meno importante, anzi, per cui noi non possiamo fare grandi investimenti, perché se in famiglia tu entri in una famiglia dove c'è già un debito pregresso, con dei mutui da pagare, su qualcosa che tu non hai fatto, perché non hai un debito che magari di cui tu non hai nessuna colpa e nessun beneficio, e tu dopo vuoi dare più soldi a quelle famiglie per star bene, non ce n'è, non c'è trippa per gatti, si dice. E questo è il conto in cui si può andare a verificare appunto dove andiamo a prendere risorse, perché le buone intenzioni ci sono, è ovvio, un po' tutti i governi vorrebbero diminuire le tasse e aumentare gli stipendi, poi bisogna un attimo fare i conti con la finanza pubblica, con i patti di stabilità, con le regole europee, e quindi quello alla fine ci trova a fare una manovra pane e salame, come è stata fatta quest'anno, parliamo chiaro, non è che il governo ha potuto, se io vedo che in proporzione la nostra regione è molto più ricca e molto meglio dotata finanziariamente grazie all'autonomia e grazie alla buona gestione di questa regione, non solo da parte degli ultimi 6 anni della nostra giunta, per amor di Dio, però insomma è un percorso lungo e virtuoso che ha permesso alla nostra regione di essere finanziariamente così ben dotata. Questo dà anche dei benefici
nei confronti di riduzione di tasse, ancorché minime, però riduzioni le abbiamo fatte, per quanto riguarda la nostra cittadinanza. Non andrei però a fare, all'amico Claudio, a cui voglio tanto bene e che saluto sempre con tanta cordialità e tanto affetto, non farei parallelo stipendi dei lavoratori con quelli dei manager, perché vedi Claudio, se il manager, un grande manager di una grande industria, anche che sia privata, fa quello che vuole, si dà lo stipendio che vuole, è giusto così, chi guadagna, chi lavora e fa utile è giusto che guadagni, insomma siamo per la libera impresa. Ma se fosse il manager di un'azienda privata, scusate, un'azienda pubblica, voglio dire, e questo lavora bene, è giusto pagarlo, perché solo pagando i grandi manager li puoi portare, se no uno va a lavorare dall'altra parte. Dicono gli americani che se tu vuoi pagare con le noccioline troverai solo delle scimmie che verranno a lavorare. Ecco, vale la stessa cosa, vuoi un grande manager lo paghi. Non sono scandalizzato dagli stipendi, no? Che siano ovviamente commisurati all'azienda e agli utili. Certo che se tu non mi fai utili e mi prendo un grande stipendio, e questo certamente non sono d'accordo, però non mi scandalizzo a pagare bene i manager se questi portano risultati, perché poi questi risultati vanno anche a influire sugli stipendi dei dipendenti, su premi e quant'altro, quindi quello non mi scandalizza, il libero mercato da questo punto di vista, anche per quanto riguarda i manager pubblici. Lo farei anche con i tetti dei dipendenti regionali, cioè i dirigenti apicali, compresa la sanità, che cuba molti miliardi delle nostre risorse, io aumenterei, perché così andrei a prendere i migliori in Italia e i migliori in Europa, quindi non sarebbe nessuno scandalo se dovessi pagare molto un manager della sanità pubblica regionale, purché poi io sia soddisfatto del servizio che mi viene fatto. Dei risultati, cioè, no? Comunque lo condizionerei ai risultati, di molto lo condizionerei ai risultati, però se mi porti a casa i risultati, ripeto, ho fatto l'esempio di sanità pubblica, e dovessi pagarlo il doppio, ma la sanità andrebbe nel senso di quello che è l'obiettivo dato dalla regione, io non avrei nessun problema a sottoscrivere. Non è utile fare il grillino e dire uno vale uno non vale uno, un grande manager ha un valore e va pagato. Allora, ho letto sul giornale con grande emozione, ci scrive la signora Emma, che l'articolo sulla riabilitazione e riqualificazione delle alloggi Ater Puffi, chissà perché questo nome, dice. Succede questo perché finalmente l'unione è la forza della nostra città, mai più baruffe uno contro l'altro, decisioni rapide, condivise, attuate senza aspettare, grazie anche alle forze dell'ordine che accompagnano l'amministrazione in questo arduo lavoro. Insomma, è contenta di cosa si sta facendo alle case dei Puffi, no? Non so perché si chiamano Puffi, penso perché sono piccoline, no? Per quello, insomma. Anche forse il colore blu, però non lo so, il colore blu dei palazzi, ma poi si diceva anche appunto per le finestre particolarmente piccole, insomma ci sono varie teorie su questo, fatecele magari sapere se qualcuno lo sa con certezza. Trieste ha queste particolarità di tanti nomi che vengono dati. Curiosi, no? Curiosi, giustamente, insomma, poi uno deve andare a capire dove e perché. Comunque sì, comunque non penso sarà l'unico episodio di riqualificazione, perché c'è una grossa campagna, so che anche il neopresidente Daniele Mosetti si è impegnato a andare nel solco non solo della continuità rispetto al passato, quindi dare una forte spinta appunto al rinnovo di tutto questo parco, ma anche con delle novità importanti. Ne abbiamo parlato proprio con lui di una che veramente sarà interessante, ma non bruceremo le notizie in anticipo finché non avremo qualcosa di più concreto. Allora, Assessore, da Borgo San Sergio ci spostiamo a Barcola, perché ne abbiamo parlato spesso, no, con l'assessore Scoccimarro dei lavori per la riqualificazione della nuova linea di costa, no, per la trasformazione proprio vera e propria della linea di costa. Allora, a che punto siamo? Facciamo un po' il punto della situazione. Il punto è il seguente, che proprio stamattina mi trovo con il sindaco di Piazze e con i nostri dirigenti per fare punto nave di quello che è la nuova riqualificazione, per cui distinguiamo le due cose. Una cosa è mettere i cerotti a quello che è successo un anno fa. Nel novembre del 23, quella grande mareggiata, che non è né la prima né l'ultima, e quindi ne avranno altre, e forse anche più intense e anche più spesso,
abbiamo messo i cerotti e quella costiera che è stata malandata, quindi topolini inagibili, alcuni pezzi di costa inagibile, e quindi è stata ripristinata con importanti fondi della regione, 6 milioni per la parte della camminata e poi topolini, e adesso in queste settimane, Bora permettendo, verranno rimesse gli scogli su quello che era la scogliera dei topolini e tutta la costiera di Barcola, laddove c'erano degli scogli. Cioè noi la maggior parte non li vediamo perché nei decenni le mareggiate se li sono portati via e quindi sono sott'acqua. Adesso vengono ripristinati con una chiatta che mette altri scogli o prende quelli che sono sotto e li mette sopra. Insomma, vedranno loro in base all'appalto che è stato già fatto, già vinto, e quindi si aspetta soltanto il tempo tecnico di metterli. Comunque oggi siamo in gennaio e quindi entro marzo, quindi entro la primavera, il cronoprogramma dei lavori, mi dicono gli uffici, dovrebbe essere concluso. Uso condizionale perché non sono io che lo faccio fisicamente, ma solo mettiamo i soldi in gara e le aziende che le vincono poi devono rispettare questi tempi. Ma sono convinto che lo faranno. E quindi questo è il ripristino, come il ripristino è stato fatto per quanto riguarda la parte a mare. Però oggi abbiamo una costiera che di fatto è tutta artificiale, costruita negli ultimi 100 anni circa, a cominciare dalla pietra di Barcola che non esisteva negli anni 50, e quindi abbiamo una linea di costa completamente artificiale, esposta ai quadranti di venti importanti ed esposta ad altre mareggiate. Quindi ho messo i cerotti su qualcosa che sappiamo si romperà di nuovo. Quindi per evitare questo e per dare un nuovo impulso a quello che è lo sviluppo della città, anche turistico, perché chi viene a fare il turismo a Trieste si chiede dove vado al mare, punto di domanda, topolini sono carini, tutto il resto è un marciapiede in cui si va al mare, parliamo chiaro, non sto venendo balneare, tu vai, fai la passeggiata, per quanto noi ne siamo tra l'altro in certi casi però anche di essere molto sportivi, perché se cominci a avere qualche acciacco per andare in acqua dal lungomare di Barcola è dura, perché con quegli scogli buttarti giù devi essere veramente, se non un atleta, comunque uno che sa muoversi bene, perché con scarsa deambulazione, certamente vero. Disabili escluso, persone con disabilità non se ne parla nemmeno, ma anche persone meno giovani, che guardo a me in futuro, no? No, per andare a fare un tuffo a Barcola non è così agevole se non vai dai topolini. E quindi una nuova costiera di Barcola, una nuova linea di costa, e abbiamo mostrato con ampia dovizia dei particolari più di un anno fa quelli che sono i rendering. Li abbiamo condivisi con la popolazione, è venuto fuori che la maggior parte dei triestini, direi la totalità dei triestini, è d'accordo nel rifare questa linea di costa in cui si prevedono degli archi all'interno di protetti dai venti ovviamente, all'interno dei quali c'è un ciotolato come quello di Portopiccolo, per capire, perché la sabbia da noi la porterebbero via comunque le condizioni meteo, e a quel punto si potrebbe ampliare di tanto la fruibilità degli stabilimenti di Barcola e del lungomare di Barcola, che a quel punto sì che sarebbe un vero lungomare per andare a fare il bagno. Noi parliamo, io adesso ho concluso il lavoro della Regione che si occupa della parte bagnata, come uso dire io, cioè a mare, mentre il Comune si occupa della parte a terra. Auspico che sia condiviso da tutti, noi comunque il lavoro l'abbiamo fatto, la popolazione è convinta di questo. Il passo successivo adesso spetta al Comune di Trieste, che ovviamente è titolare dell'operazione insieme alla Regione. Infatti il progetto si chiama CORE, Comune e Regione, a significare quello che è l'impegno congiunto fra la Regione e il Comune. È un impegno molto grosso, molto visionario, va a impattare non nei prossimi 2 o 3 anni, ma nei prossimi 100, e quindi mette sia in sicurezza la costa, ma fa sì anche che poi si possa moltiplicare l'utilizzo del mare. Quindi a tutti gli abitué dei topolini e del marciapiede, del lungomare di Barcola, voglio assicurare che il loro posto asciugamano non solo ci sarà ancora, ma sarà moltiplicato, quindi potranno venire con i figli, le mogli,
le amanti, con chi vogliono. Non si sa, insomma, ciascuno come preferisce, Esatto. Giustamente. Allora, questi clandestini, ci scrive Paolo, scappano dalle guerre per venire a far guerra qui, chi delinque va rispedito immediatamente al mittente, questo ritiene il signor Paolo, interpretando anche un po' un sentire abbastanza diffuso, no? Certo, ha ragione. Il 2024 invece ci scrive Stefano, è stato l'anno più caldo mai registrato nella nostra regione dal Novecento. È evidente che il Friuli Venezia Giulia si trova di fronte a una crisi climatica senza precedenti, quindi una considerazione, no? Sì, che fa il nostro telespettatore, voleva commentare. Insomma, sì, ma sono due robe completamente diverse. Per finire il discorso delle regole di ingaggio, basterebbe applicare quella dei vicini della Slovenia e anche le regole di ingaggio per la polizia, perché vedete, fare il poliziotto oggi, a cui vi il massimo rispetto e ringraziamento veramente a tutte le forze dell'ordine, e io mi domando se dovessi fare il poliziotto con la famiglia a casa e ho, se non situazioni gravi come quella dell'altro giorno a Trieste, l'altra sera a Trieste, ma anche episodi di minori, ma io perché devo intervenire per beccarmi una denuncia? Mi chiedo perché, dico, se non sono obbligato, no? Se non è un reato talmente grave che mette, dico, ma se i giovani devastano la città per dei motivi futili, come è successo un po' in tutta Italia, prendendo spunto quel povero ragazzo che poi vediamo certamente grande pena vedere un giovane minore che muore con un motorino contro un muro scappando dalla polizia, però devi anche sapere che se scappi dalla polizia normalmente tu vieni speronato e in certi casi anche ti sparano addosso, tu prova a affrontare un posto di blocco in Slovenia e Croazia ti sparano dietro, che sia ben chiaro questo. Ecco. Quindi voglio dire, andare a strumentalizzare la morte di un povero ragazzo a cui tutti noi fa pena, però nessuno poteva sapere che erano dei piccoli delinquenti, sembrerebbe, almeno così sembrava da quello che hanno recuperato di qualche scippo, se non sbaglio, così mi sembra di aver letto. Dopodiché nessuno poteva sapere che tipo di persone stavano scappando, cosa andavano a fare, se erano i terroristi con una bomba addosso o se erano dei semplici scippatori. Quindi prima regola che ha la polizia è di fermarli. Le regole di ingaggio devono essere queste e bisogna assolutamente evitare. E mi pare che il segnale della Presidente Meloni nei confronti anche del carabiniere che ha salvato da coltellamento a Rimini altre persone, si è beccato lui un coltellamento anche lui stesso e dopo averlo più volte intimato a fermarsi è stato costretto a sparare, purtroppo evidentemente non è riuscito a colpire dalla breve distanza una parte non vitale, ma sai, quando uno ti arriva addosso con un coltello non è che puoi fare mille ragionamenti, anche se un poliziotto o carabiniere preparato qual era, mi pare un maresciallo, in questo caso, e quindi secondo noi quel carabiniere, come giustamente ha detto la Giorgia Meloni, che ha salvato i cittadini dal coltellamento, va premiato, va dato un encomio e non va indagato. E se va indagato deve essere la pubblica amministrazione a pagare tutte le spese, perché ha fatto bene, molto bene il suo lavoro. Ecco, deve cambiare il paradigma e questo devono capirlo tutti. È molto importante, questo sta avvenendo. Spero che questo sia un dato di fatto, la polizia non deve, i carabinieri non devono aver paura di intervenire perché poi si beccano un avviso di garanzia, è una cosa allucinante. Quindi, e per quanto riguarda le espulsioni vale la stessa cosa, cioè, basta copiare altri paesi della Comunità Europea, quello che i nostri vicini, la Slovenia e la Croazia certamente non sono polizie migliori delle nostre, anzi la nostra polizia è nettamente migliore, i nostri servizi segreti sono nettamente migliori. Facciamoli lavorare bene. Cambiamento climatico, quello è un capitolo lunghissimo, sono le 8:30, non basta arrivare alle 9. Hai pubblicità, te la mando io? Sì, ecco, dai, parliamo dopo allora. Dobbiamo dare la pubblicità, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta, allora sempre in compagnia dell'assessore regionale Scoccimarro. Allora assessore, non eludiamo la domanda, no, anzi, che è la mia fatto, materia, insomma, la considerazione, la mia delega, non è, assolutamente. Io non ho nessun titolo accademico per
per fare lezioni su questo, però ascolto gli esperti. Uno fra questi ne abbiamo a Trieste, il professor Giorgi, che in staff con altri scienziati hanno preso il Nobel qualche lustro fa, e quindi ascolto lo dicono loro, e loro dicono che appunto i cambiamenti saranno, e ci saranno anche abbastanza più velocemente rispetto al passato. Io non sono mai stato un negazionista, anzi condivido quello che hanno detto questi importanti scienziati, però faccio presente una cosa, perché qualche studio l'ho fatto anch'io, specificatamente in storia, e quindi nella storia breve del Sapiens abbiamo rischiato l'estinzione 2 volte almeno. Una certamente 70.000 anni fa, eravamo ridotti, secondo qualche scienziato, a qualche centinaio di Homo sapiens. Qualche più ottimista ha detto, cioè qualche più pessimista ha detto qualche decina, addirittura. Qualche più ottimista ha detto qualche migliaio. Quindi nella migliore delle ipotesi l'essere umano 70 anni fa era ridotta tra qualche decina e qualche migliaio, che le contiamo sulle punte di una mano, di esseri umani, ed eravamo 70.000 anni fa, che per noi sono tantissimi, ma nella storia dell'Homo sapiens della Terra non è niente. Quindi abbiamo rischiato l'estinzione. Perché? Per dei cambiamenti climatici dovuti appunto alle eruzioni vulcaniche e cambiamenti appunto del clima sulla Terra. Eravamo ridotti veramente a un pugno, siamo arrivati a un battito di ciglia dell'estinzione dell'umanità. È successo anche nell'Ottocento, non a questo livello, anzi tutt'altro, perché eravamo in tanti nel frattempo, però anche nell'Ottocento abbiamo avuto un paio di stagioni dovute sempre a un'eruzione di un vulcano, il Tambora, in Asia, che ha fatto mancare l'estate per 2 anni. E quindi in quell'occasione, inizio dell'Ottocento, abbiamo avuto delle grandi crisi, grandi carestie in tutto il mondo dovuto a cambiamenti climatici. Quindi ci sono sempre stati, sì. Cosa c'è di nuovo? Che in virtù del cambiamento, della industrializzazione, quindi di un'accelerazione, l'uomo ci ha messo del suo, l'essere umano ci ha messo del suo, e quindi oggi ci troviamo ad avere delle condizioni, meteo-clima, forzate dal progresso dell'uomo. E questo accelera quelli che sono i fenomeni del cambiamento climatico, e quindi avremo sempre più spesso anche certi fenomeni, certe bombe d'acqua che i nostri nonni non ricordavano, certe anche mareggiate che verranno sempre più spesso. E come citavo prima il professor Giorgi, come dicevo, uno scienziato che ha preso anche il Nobel in staff con altri colleghi, lui dice che noi avremo un innalzamento della nostra costa intorno ai 60 centimetri, 10 centimetri più, 10 centimetri meno, entro la fine del secolo. Quindi i nostri figli vedranno questo fenomeno. E quindi bisogna attrezzarsi oggi per evitare dell'acqua alta domani. Quindi secondo me chi fa politica, io penso di far parte di questa categoria, anzi sono convinto di far parte di questa categoria, deve fare politica non guardando le prossime elezioni del 2028, come nel caso della Regione, ma guardando alla politica delle future generazioni. Solo così puoi essere un buon amministratore. E quindi ho programmato quelle che sono le politiche regionali nel campo della difesa dell'ambiente in virtù non dei prossimi 3 anni, ma dei prossimi 30, 40, 100 anni, in maniera di poter mettere in sicurezza il territorio che tutti noi amiamo per il futuro. Chiarissimo. Allora, Assessore, abbiamo anche una parziale, diciamo, buona notizia legata a un dramma che è quello dell'amianto. Oggi sì. Sul Piccolo, nella pagina di Monfalcone, l'abbiamo letto prima nella rassegna stampa, ecco, lo possiamo vedere qui: malattie d'amianto, diminuiscono i nuovi casi. Questa è una buona notizia. Il dottor Barbina, che è a capo della struttura che c'è a Monfalcone proprio per occuparsi di queste malattie, dice che i dati 2024 fotografano un netto calo di mesoteliomi, tumori polmonari, placche pleuriche, una percentuale di malattie professionali la più bassa dal 2019, dice il dottore, iniziata una fase discendente. Quindi questa è una buona notizia. Purtroppo si sa che questi dati devono essere letti proprio nel lungo periodo, no? Così come quelli proprio dei cambiamenti climatici. Più breve naturalmente, però comunque abbastanza lungo per la vita umana.
C'è anche la notizia che il dottore ritiene fondamentale sia stato avviato dalla Regione una politica per favorire l'eliminazione dei manufatti ancora presenti così in numero così numerosi, appunto con fondi ad hoc per le bonifiche proprio in tutta la regione, no? I manufatti in amianto. Sì, è vero. E questo si vedrà poi in futuro, no? Il risultato di questa operazione naturalmente. Sì, Laura, hai fatto una sintesi perfetta, quindi sono fenomeni che vengono da lontano, quando non si sapeva che l'amianto era cancerogeno e quindi viene utilizzato in grandi quantità per coprire i manufatti, ma anche per lavorare, le tute in amianto di chi lavorava nei cantieri. Difatti Monfalcone è il record italiano e anche penso in Europa fra i più alti, perché utilizzavano le tute di amianto o lavoravano essi stessi con l'amianto, e non solo si emanavano gli operai ma anche le famiglie, perché poi portavano a casa i vestiti, li lavavano insieme agli altri e quindi si emanava tutta la famiglia, a incominciare dalla moglie per prima che lavava i panni nelle famiglie tradizionali del secolo scorso. E quindi questo succedeva. Purtroppo fenomeni come le malattie dell'amianto vengono a manifestarsi molti anni dopo, anche decenni dopo, e quindi quando siamo intervenuti noi da parecchi anni, ma comunque specificatamente da quando governiamo del 2018, abbiamo messo risorse molto importanti, oltre 20 milioni di contributo ai privati per andare a togliere tutti i manufatti di amianto che possono essere più o meno danneggiati. Dico più o meno perché abbiamo fatto un monitoraggio e tuttora stiamo facendo con l'assessorato all'ambiente e con la collaborazione dell'ARPA, che ha preso anche dei tecnici dedicati a questo, e andiamo a monitorare, mappare dall'alto con delle foto di precisione tutto il territorio regionale, dove andiamo a vedere anche specificatamente dove vengono individuati tetti d'amianto, manufatti d'amianto, anche lo stato di ammaloramento, cioè quanto sono messi bene o sono messi male, perché allora se sono messi male si interviene subito, perché può darsi che qualche particella esca e venga respirata dall'essere umano. Quindi è un intervento fatto in maniera decisa, con molti fondi, tutti i privati ne possono usufruire, basta collegarsi al sito della Regione o al sito dell'ARPA e lì con i vari link andate a trovare quelle che sono le forme contributive. Anche quest'anno abbiamo messo 4 milioni, non sono pochi perché poi, ripeto, gli interventi per i privati sono anche di entità modesta, per non parlare invece degli edifici pubblici laddove si interviene in maniera pesante e là però c'è l'intervento della Regione. Laddove invece è stato fatto in aziende che poi nel frattempo sono cessate, chiuse, fallite e quant'altro, lì c'è l'intervento sostitutivo dei comuni che interviene a mettere a posto quel sito, e anche in questo caso c'è la Regione che dà un contributo al comune laddove il comune non ha la capacità finanziaria per andare a fare questo tipo di operazione. Ecco, quindi intanto siamo andati appunto sul sito dell'ARPA, è molto semplice, si può vedere tutta una pagina dedicata, proprio un settore dedicato a quello di cui stava parlando appunto l'assessore. Per i meno tecnologici c'è l'ufficio di relazioni con il pubblico della Regione, esatto, in ogni capoluogo, e a Trieste, Piazza Unità, sotto il Palazzo della Regione. Allora, una telefonata, siamo riusciti anche a sbloccare finalmente il centralino che aveva qualche problema fino a poco strano, fa. non mi chiamava nessuno qua, nessuno del territorio buongiorno. libero per chiedermi l'allegato ottavo, non ho ancora chiamato nessuno. Vediamo se Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. No, sono in linea, assessor Cocimaro. Sono Sì. Fulvio, buongiorno. Eccoci. Allegato ottavo, è l'allegato ottavo, l'allegato ottavo mi mancava l'allegato ottavo oggi, perché senza l'allegato ottavo io non vado via dalle 4. Anche compagnie che lo invito volentieri a mangiare, così dialogheremo un poco insieme. Allora mi scusi, sul giornale di ieri, con oggi apre una mostra al Carrà di Muggia, è organizzata dalla Lega Nazionale, dove dice chiaramente che nel 1954 dal governo militare alleato passa all'amministrazione del governo italiano. In più vorrei leggerle cosa ha detto il vostro capogruppo, se non erro, l'avvocato Giacomelli, in riferimento proprio all'allegato ottavo. Eccolo, mi pareva. Oggi mancava.
brioche in e legato esportazione o di passaggio attraverso il Portofranco internazionale di Trieste debbano godere di libertà di transito senza essere soggetti a dazi doganali o altri gravami. Per un'applicazione letterale dell'allegato, però, Trieste dovrebbe esulare dal territorio doganale europeo. Esuliamo già dal territorio doganale europeo, perché per trattato di pace il territorio libero non può prendere accordi in esclusiva con nessuno, qualsiasi. Io non parlo di ideologie o di teorie, io parlo da quello che sta scritto nella legge e nella Costituzione italiana, perché il trattato di pace è legge della Repubblica Italiana, e questa farsa della sovranità prima o poi, e non manca tanto, cesserà, perché io amo l'Italia, quello che non amo è l'amministrazione, come giustamente prima ha detto, gli amministratori devono essere premiati se fanno bene. Ma in 77 anni della Repubblica Italiana siamo ridotti che 1/10 della popolazione italiana è in miseria assoluta. Allora gli unici che hanno avuto degli aumenti sostanziosi siete voi politici, gli unici che avete avuto, perché alle pensioni avete dato 3 euro al mese. Le paghe non riescono neanche a soddisfare le necessità della famiglia, non a farsi un appartamento o a pagare l'affitto. Questi, se non c'è l'ACP o ICAM, come cavolo si chiama adesso, e tanti dormono in macchina in Italia, ho conoscenze io dirette purtroppo, perché mi dicono, ho parlato ieri con Roma. Grazie Fulvio, grazie, buona giornata. Fulvio, io non commenterò l'allegato ottavo perché ormai ce lo mangiamo qua con la brioche ogni volta che veniamo alla mattina a Tele 4, quindi ormai trito di trito ogni giorno, non voglio annoiare i telespettatori su questo. Però eviterei in genere di fare una politica tanto al chilo al bar e dire i politici hanno i soldi, gli altri no, e specialmente a uno come me che viene da una famiglia modesta. Io fino ai 12 anni andavo con i mezzi pubblici perché la mia famiglia non poteva permettersi un'automobile. Lo racconto mio figlio, sembra che fosse una famiglia povera, no, era una famiglia modesta con 3 figli, uno stipendio e quindi così era. So benissimo come si vive in condizioni normali, modeste, non eravamo poveri, era una famiglia dignitosa, quindi so benissimo. Se poi ho qualcosa avuto nella vita è perché ho fatto più di 40 anni di imprenditore con un certo successo e quindi grazie a questo io posso dire di aver fatto bene per quanto riguarda la mia vita. Dopodiché, visto che da 50 anni milito a destra, da circa 25, oltre all'imprenditore, faccio anche il pubblico amministratore. E quindi quando sento questi populismi o chiacchiere da bar non le accetto, perché c'è chi fa politica per passione, come la faccio io, e come tantissimi miei colleghi, no? Che non è certamente un mestiere. Quindi questo lo rifiuto. Per quanto riguarda gli stipendi, certo, tutti i governi non faranno mai abbastanza per aumentare gli stipendi. Dicevo prima, bisogna fare i conti anche con la finanza appunto generale. No? Io penso però, visto che si parla tanto al negativo, sempre vedere la bottiglia mezza vuota, io penso che questo governo, con tutti i difetti che può avere un governo, ma questo governo a guida Giorgia Meloni, io penso che stia facendo bene. Poi si può essere d'accordo, non può essere d'accordo, si può essere di destra o di sinistra, ma penso che tutti, anche gli avversari, si sono resi conto che c'è stato un cambio di marcia. C'è una volontà di mettere prima di tutto l'interesse nazionale, l'interesse dei cittadini. Questo penso l'hanno visto tutti, tanto che non sanno più come attaccare Giorgia Meloni se non tirando fuori i fantasmi del passato, fascismo, cose del genere, ma nel concreto di ogni giorno. Non parlo di politica internazionale dove ha dimostrato di essere una fuoriclasse in un'Europa di nani, ma per quanto riguarda anche la politica nazionale, ripeto, con tutti i limiti, con tutto quello che c'è da fare, con tutto quello che problematiche che abbiamo, mi sembra che si sia in 2 anni, in 24 mesi, cambiato qualcosa in positivo e che in 5 o 10 anni, perché questi sono i tempi, si potranno vedere dei risultati concreti. Ecco, questo sono convinto. Poi al bar possiamo raccontare quello che vogliamo, possiamo parlare di allegato ottavo,
del governo anglo-americano, possiamo parlare dei marziani, di chi vogliamo, però questa è concretezza. Allora, chiedo gentilmente, ci scrive il signor Fabio, un omonimo, se è ripristinabile la tessera che c'era anni fa per i possessori di imbarcazioni per la benzina, evitando il via vai con la Slovenia che comporta rischi nel trasporto con le taniche, pratica fuori legge ma usuale per tanti diportisti triestini, dice Fabio. Sì, macchina non puoi mettere la benzina nelle taniche, questo è vietato per legge. Esatto. No, quello che anni fa era diverso. Se tu andavi a fare il pieno in un distributore davanti alla Marittima, tu poi andavi in Slovenia o Croazia e quando tu avevi il timbro di entrata nel paese straniero automaticamente avevi dedotto tutte le tasse della benzina, praticamente ti costava meno della metà, benzina e gasolio soprattutto. Quindi le barche grandi comunque conveniva, perché una barchetta, una piccola barchetta, una pilotina eccetera, come vai andata e ritorno si è già mangiato la benzina, no? o il gasolio, e quindi da questo punto di vista usufruirebbero soltanto le grandi imbarcazioni. Invece per quanto riguarda i distributori a mare che abbiano anche la benzina agevolata, qua è una norma che al momento non c'è sinceramente. Possiamo fare una riflessione su questo. Io però adesso ho messo a bilancio dal 2018 ad oggi circa 65 milioni all'anno di risorse pubbliche della Regione per diminuire il costo della benzina. Tutti i triestini e tutti i nostri corregionali ne usufruiscono nelle fasce di confine, Trieste e Gorizia, le due province soprattutto, per evitare il turismo del pieno in Slovenia, quindi andare, tornare, inquinare e lasciare tutte le tasse all'estero. Allora a questo punto ho detto istituiamo la fascia zero con un mega sconto in maniera che il prezzo della benzina e del gasolio siano inferiori a quello della Slovenia e così sia completamente sconveniente andare a fare il pieno in Jugo, come dicevamo noi una volta. E quindi oggi se uno fa la benzina oltre confine costa di più. Unico problema, devi farti il tesserino, adesso l'applicazione, che la puoi fare anche cartacea per chi non è tecnologico, e quindi è una cosa molto molto semplice. Più di così al momento non posso fare. La benzina ci viene invidiata da tutti quelli che non triestini che vengono qui e vedono che un pieno di 50 euro ne costa 38, insomma il resto paga la regione. Mi sembra che sia una cosa... Poi paga la regione anche perché, diciamolo tutta, perché è un conto di giro. Noi incassiamo mediamente 120 milioni, circa 130 milioni all'anno di accise e IVA sui pieni di benzina e non facciamo altro che ritornarne la metà ai nostri concittadini. Quindi anche un buon è un conto di giro, anche stessa... alla fine il pubblico ci guadagna, il cittadino ci guadagna e quindi sono tutti contenti. Allora una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì. Buongiorno a lei Francesca e al suo ospite. Buongiorno. Devo dire, quando avete parlato dell'amianto, non solo in cantiere, ma anche molti muratori sono morti di amianto. Molte? Mio padre, Muratori, sì. È vero, ha ragione, è sì, vero. Sì, mio padre è stato proprio riconosciuto a malattia professionale e mia madre ha preso, povera, finché non è deceduta, ha preso la pensione dell'INAIL, sì. E dopo abbiamo constatato anche colleghi più giovani di mio padre. Mio padre è morto a 87 anni e ha fatto praticamente 70 anni di muratore, se non più, perché ha cominciato giovane già con mio nonno che era muratore. E quindi, però adesso ho visto anche l'ultimo fratello di mio padre che è pochi più anni di me, che non ha. Adesso meno male, dai, perché veramente in 6 mesi mio padre è dimagrito, era diventato un'ombra e la sofferenza che aveva con questo mesotelioma, vabbè, non ci penso più, cioè mi fa star male. Comunque grazie e buona giornata. Grazie a voi, Francesca della testimonianza. Nessuno dimentica le altre categorie, per amor di Dio. Abbiamo parlato di Monfalcone perché il professor Verbina ha citato i dati di Monfalcone che erano i più alti d'Italia e fra i più alti d'Europa. Però sappiamo benissimo che l'amianto è un problema che riguarda tutte le categorie dei lavoratori esposti all'amianto, i muratori sono di queste, i lavoratori portuali un'altra, quindi non solo i cantierini di Monfalcone ma molte categorie
sono esposte all'amianto. Allora, un'altra telefonata subito, buongiorno. Pompieri. No, credo, è vero, anche i vigili del fuoco, come no, assolutamente, è verissimo. Allora, c'è la signora Patrizia che ci scrive, dice sono sempre più preoccupata per la nostra città, dice di essere stata vittima in passato di un tentativo di aggressione, poi dice giovedì sono rientrata alle 19:30 in stazione, mi sono imbattuta in una situazione ancora più spiacevole, ho visto un bivacco con uno che si agitava, forse perché l'ho svegliato chiamando il taxi, che ho aspettato per più di 20 minuti, insomma ho avuto paura, da fuori leggevo le notizie allucinanti, tutto il degrado che c'è a Trieste, una città fino a pochi anni fa molto tranquilla, insomma torna su questo tema. Sì. Io non ho la ricetta magica per questo. Certamente però istituire e rafforzare quello che è la presenza di vicinato delle forze dell'ordine, non è che la presenza soltanto, e in certi casi anche, come è stato fatto, di vigilantes, che non hanno nessun compito di pubblica sicurezza, non possono intervenire, ma un deterrente c'è, di vedere uno o due giovani, magari belli robusti, in quel momento magari fuori dalla stazione, la signora sarebbe stata certamente più confortata in questo. E quindi ci sono dei palliativi che non risolvono il problema, ma possono diminuirlo. E certamente, come ho detto prima, il problema va fatto in maniera strutturale. Altri paesi d'Europa lo affrontano, dobbiamo fare altrettanto, mettere nelle condizioni le forze dell'ordine, come ho detto io, di non essere indagate ogni volta che fanno bene il loro lavoro. Devono essere lodati, encomiati e premiati e non indagati. Cambierebbe, e già questo cambierebbe molto nella percezione di quello che uno può delinquere, perché in altri paesi vai e sai che non puoi delinquere. Da noi sai che ti viene dato una denuncia a piede libero e te ne prendi e continui a fare quello che hai fatto prima. È un problema anche di magistrature, è un problema anche di governo che sta cercando di intervenire. Abbiamo visto però che quando interviene c'è la Comunità Europea, i diritti dell'uomo, no? E tutte le varie associazioni umanitarie, poveri disgraziati, se uno scappa da un blocco di polizia diventa un eroe. Cioè, ragazzi, il paradigma va cambiato. Cioè, le forze dell'ordine vanno rispettate, le leggi vanno rispettate e chi non lo fa o va in galera o, se non è italiano, viene rimasto a casa sua. È così semplice la cosa. Quindi speriamo che si possa mettere in grado il governo di fare questo. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e l'assessore Scocimaro. Nivea. Scocimaro, forse questa volta la farò arrabbiare, ma spero di no. Dai, allora, non credo. Ha parlato l'ultima volta, la prima email che è venuta per gli stipendi dei dirigenti. Allora, lasciamo stare, con stipendi già remunerativi prendono anche il premio produzione. Io non so se questo è giusto, perché bisognerebbe, come ha detto lei, vedere che cosa ha fatto, perché questi premi produzione non sono meritocratici, sono proprio così. Ho detto prima, sì. Ogni anno, no, i premi produzione sto parlando. Sì, bisogna dire ai sindacati, bisogna dirglielo, che il premio produzione è come dice lei, come dico io, sì. Poi volevo dire un'altra cosa, la Regione mi fa un po' di tempo arrabbiare con questi bonus per i pannelli solari, bonus per i video con gli allarmi, bonus per i motori marini. No. Allora, con questi stipendi minimi che ci sono in giro, no? E con le pensioni, tutti questi bonus, non so, mi scusi, ma mi sembra con l'inflazione anche che incombe, no? Perché abbiamo cioè il caffè, l'olio, addirittura le patate sono aumentate del 100%. Allora io dico, ma veramente mi sembra di sentire il direttore, il presidente della Stellantis che diceva agli operai in cassa integrazione di comprare la Maserati che faceva lo sconto, perché purtroppo è così, non tutti con tutti i bonus che date possono fare fronte alle spese che restano anche col bonus. Grazie. Capito, Nivea. Sì, però non possiamo mettere, voglio bene la telespettatrice che ha scritto, però non possiamo fare un minestrone unico di tutto quello che ha detto. Sono livelli e argomenti completamente diversi. A incominciare dai stipendi dei manager. Quindi io ho detto,
per quanto riguarda il privato uno fa quello che vuole. Se Stellantis vuole pagare un personaggio che fa diminuire del 50% la produzione della Fiat del gruppo Stellantis, sono padroni loro di farlo, basta che poi non vengano a chiedere all'Italia, come nel passato, i contributi per la cassa integrazione dei dipendenti. Questo non va bene, così ha fatto il nostro governo, così ha fatto il ministro Urso. Ha detto tu non vai a fare perdite e dopo vieni a chiedere i soldi al governo italiano e quando fai utili te li tieni. Quello è stato fatto per un secolo dalla Fiat, quindi questo è un discorso. Manager pubblici, sono d'accordo con lei, l'ho detto prima, tu non puoi avere in automatico, lo dico ai sindacati, un premio produzione in automatico, ce l'hai in base ai risultati che hai raggiunto da manager pubblico e se sei molto bravo sei anche molto ben pagato, quindi non andrei a fare questo parallelismo e neanche il parallelismo mi dispiace per quanto riguarda i contributi al fotovoltaico dove la regione dà contributi importanti perché andiamo a dire che dobbiamo dare la transizione energetica, energia verde è quello, però se poi non diamo un contributo a chi si fa l'impianto fotovoltaico anche il condominio, allora mi dovete spiegare come uno se lo va a fare, quindi quello è una forma di contributo anche alle famiglie, perché poi le famiglie con quel risparmio possono avere maggiore redditualità, quindi questo è un discorso. Non possiamo andare però a fare tutto un erbo un fascio e dire che questo va a incidere anche sugli stipendi minimi, perché lì laddove ci sono situazioni di disagio, lì c'è un welfare importante, c'è un intervento per la famiglia importante e questa regione, io parlo della giunta regionale, quindi non posso parlare di tutto il resto, quindi sono vari livelli, statale, regionale e comunale, per quanto riguarda la regione ha moltiplicato di 5 volte, del 500%, l'intervento a favore delle famiglie. Non è una mia delega, lo segue la mia collega Rosolén, lo fa molto bene, quindi non entro nel dettaglio in materia che io non seguo direttamente, ma vi assicuro che è stato aumentato di 5 volte l'intervento finanziario nei confronti delle famiglie. Basta? No, bisogna fare sempre di più, siamo d'accordo, siamo d'accordissimo, no? E quindi questa sarà la strada da seguire, però, ripeto, l'attenzione è elevata e i contributi alle famiglie altrettanto, quindi voglio dire c'è l'attenzione, tutto è migliorabile, tutto è perfettibile, siamo perfettamente d'accordo. Allora, in ultimo soltanto la richiesta di Loredana, dice buongiorno, usufruisco da sempre dei topolini in estate, pertanto chiedo all'assessore Scocimarro quando inizieranno i lavori, ma ne parlavamo prima, no, per il loro ripristino, non vorrei cominciassero in maggio e non pronti per la prossima stagione balneare. No? Io faccio l'assessore regionale e mi occupo della parte bagnata dell'acqua, quella, l'ho detto, gli scogli verranno messi prima dell'inizio della stagione. Per quanto riguarda il resto, il Comune mi sembra che mi pare abbia finito anche gli interventi, adesso non è che vado ogni giorno a passeggiare sul lungomare, però io penso che la prossima stagione ci sia. E ripeto, sono dei cerotti, perché comunque la prossima mareggiata sarà uguale e anche peggio, che sia ben chiaro, che uno non venga a stupirsi domani, o si fa un intervento rivoluzionario, come quel progetto che abbiamo parlato prima, col Comune e la Regione, dove viene fatta completamente nuova la geografia di Barcola, oppure se non si fa quell'intervento, alla prossima mareggiata avremo repete come nel 23, forse peggio, forse peggio. Allora, grazie all'assessore Fabio Scocimarro, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie a voi, buona giornata a tutti, si fa per dire con la Bora che c'è. Con la Bora che c'è, vabbè dai, i triestini amano la Bora comunque. Un po' di meno, una Bavisella sarebbe meglio, dai, della Bora potente di oggi. Va bene, allora grazie all'assessore Scocimarro, fra poco sarà con noi la segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Elena Danielis, a fra poco. Allora, bentornati in diretta, siamo in compagnia della segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Elena Danielis, buongiorno ben arrivata, grazie di essere qui con noi questa mattina, stavamo così parlando un po', chiacchierando fuori onda delle notizie un po', no, della giornata e stavamo anche leggendo alcune delle mail che ci avete inviato, ne leggiamo subito qualcuna, Danielis. Allora, buongiorno, ci scrive il signor Gianni, dice all'ospite, ascoltandola da fedele ascoltatore Sveglia Trieste, sono allarmato da quello che succede nella nostra città, insomma si riferisce alla rissa tra, sembra, spacciatori di
di stupefacenti, bande di cittadini provenienti dall'Afghanistan e dal Pakistan, questo è successo insomma ieri sera. Sono allarmato, dice Gianni, oggi che i miei anni non mi permettono di potermi difendere da eventuali brutti incontri, evito di scendere in centro dove succedono delle cose che nemmeno la più perfida fantasia poteva immaginare. Sembra che il male oggi sia la cabinovia, si dibatte sempre su questo tema, la mia anagrafe fa sì che mai potrò usufruirne, insomma eventualmente, ascoltando i dibattiti dei favorevoli e dei contrari. I favorevoli affermano che risolverà almeno in parte il problema del traffico dell'altopiano, gli altri invece che moltiplicheranno i disagi. Mi ritorna in mente Manzoni che faceva dire ai bravi: questo matrimonio non sa da fare, ma alla fine viene celebrato. Succederà così con la cabinovia? Riflette Gianni, questa è la sua domanda. Ci sono due temi, uno sì, è quello della sicurezza. Della sicurezza, infatti. Sul quale c'è poco da dire, cioè, nel senso, è vero, anche se non è così drammatica. Io sono andata in centro ieri, l'altra settimana, lavoro in centro e non so se è fortuna mia, ma non ho mai visto una rissa. E, forse orari e luoghi non coincidono, ma certo, però, non la vivo in maniera così drammatica. Certo che c'è un problema di sicurezza ed è un problema di sicurezza che le forze politiche al governo della nazione, della regione e del comune si erano impegnate a risolvere e evidentemente non ci riescono. E va capito come gestire, quali sono le leve per. Le leve repressive funzionano fino a un certo punto. Questo è il mio pensiero. Dopodiché, sulla sicurezza dovete rivolgervi a chi dovrebbe risolvere e ci fa le campagne elettorali. Invece, riguardo alla cabinovia, lì il discorso è più complesso. Nasce per risolvere il problema del traffico, nasce per risolvere il problema dell'accesso nord alla città. Ma è un progetto infausto perché carte alla mano, e ci riferiamo ai calcoli fatti peraltro dal compiantissimo ex rettore dell'università, ciò non avverrà. No, non risolverà né il problema del traffico né quello dell'inquinamento. In più, per essere realizzata, crea tutta una serie di problemi, in primis il motivo per cui sono stati persi i fondi del PNRR, cosa che io vado dicendo da 3 anni. Tu non puoi usare quei fondi per realizzare un'opera che passa in mezzo a un'area protetta. Non si può fare, ma per le regole fondanti del PNRR. Ed è ridicolo farlo. Noi in questa fase storica, cambiamento climatico, inquinamento, eccetera, siamo chiamati a tutelare il più possibile le nostre aree verdi, particolarmente se così peculiari e preziose come Bosco Bovedo, no? E non distruggerle. E invece stiamo continuando a distruggere aree verdi. Dopodiché c'è un fatto economico. Gli impianti a fune costano non tanto per la loro realizzazione quanto per la loro gestione e manutenzione. Questi costi su chi ricadono? Sul comune, per forza. E quindi abbiamo un problema economico, un problema ambientale. Diventa cosa? Una giostra per turisti? Cos'è? A cosa ci serve? Abbiamo appena riavuto il tram, ok? Abbiamo appena riavuto il tram dopo 8 anni di sofferenza. Il tram fa lo stesso percorso, porta nello stesso posto. E quindi vogliamo usare il tram? Moltiplichiamo i percorsi, la frequenza del tram e allarghiamo i parcheggi a Opicina. Il risultato è quasi lo stesso, la spesa è infinitamente minore, l'impatto ambientale anche. E quindi questo, per cui sì, il problema è che riscontro spesso nei rapporti con queste giunte è che per loro esiste il progetto.
Invece, dato un problema, solitamente ci sono n soluzioni che uno può esplorare per capire qual è la migliore. Quella che ha il rapporto costi-benefici più efficiente, no? E invece sembra che siamo spinti verso un'eccessiva semplificazione e polarizzazione. Questo è il progetto, sì o no? Quello si fa. Sul fatto che si possa fare, è vero, sono andati persi i fondi del PNRR e per il momento non risulta che ci siano stanziati fondi di nessun genere per il completamento dell'opera. Proprio il senatore Patuanelli l'ha detto poco fa, ma lo sapevamo perché ce l'aveva detto, me l'aveva detto al telefono, guarda che sul bilancio non ci sono. Non ci sono i soldi. Non ci sono. Allora, però l'asse comune, regione e nazione fa sì che non sia impossibile che questi soldi saltino fuori da qualche parte, perché evidentemente se c'è l'interesse politico i soldi si trovano, come sempre. È chiaro, quindi questo è un po' il nodo, non l'unico, no? Insomma, abbiamo parlato di più nodi relativi proprio alla cabinovia. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Ecco Giuseppe, facciamo una cosa veloce. Allora, diciamo 3 temi, no? Buongiorno. Primo diciamo la sicurezza. La sicurezza non è un discorso da dire ma andate a parlare con quelli che sono al governo. Qui c'è poco da fare. C'è una guerra, perché c'è una guerra, vediamo a Bologna, vediamo a Roma, vediamo la guerra tra bande a Trieste e nelle guerre si dimenticano gli aspetti politici. Qual è il motivo che succede questo? Abbiamo fatto entrare gli immigranti, ok, adesso non li possiamo andare a casa perché sono di seconda generazione, sono italiani, per cui cerchiamo di non continuare a spingere la patata bollente dall'altra parte. Il governo Conte è stato a potere 2 legislature, non è che ha fatto molto, comunque questo è un argomento, c'è una situazione di guerra, dobbiamo risolverlo con quegli strumenti lì. Altra cosa, tema cabinovia, fate un referendum. Fate un referendum, vedete che un referendum lo risolviamo, facciamo un referendum. Terzo argomento e poi chiudo, no, fate il referendum, no? Cioè non ho capito perché non vi organizzate a sinistra, a destra, perché sono sicuro che tutti i cittadini di Trieste sarebbero disposti a firmare per un referendum. Il referendum era stato proposto ma è stato bocciato. Aspettavo che finisse per dirglielo. No, è stato proposto. Siccome era finanziato, mi sembra, dal PNRR, e adesso non è più finanziato da questo. Avevo sentito una volta nella vostra si può riproporre, certo, ma credo che i comitati stiano lavorando a questo. Ci vuole organizzazione evidentemente, certo. Perché è inutile che continuiamo ad andare avanti in questa storia. Cioè la cabinovia è una cosa veramente assurda, fuori tempo, fuori luogo, costa una cifra, come suggerirei ai cari signori del 5 Stelle di parlare non dire la destra, la sinistra, cioè il ponte di Messina, 15 miliardi, ma ci rendiamo conto dell'oproprio? Ed era questa la terza domanda, il terzo punto, il ponte di Messina? Cioè, l'ultimo punto è questo, piuttosto che trovarsi a parlare sempre Trump, Elon Musk, cerchiamo di guardare i problemi a casa nostra, le aziende chiudono, gli stipendi non sono giusti, la sicurezza non c'è, cioè teniamo a fuoco le cose che sono nostre, italiane, lasciamo stare quello che è fuori. Grazie. Va bene, questi insomma i punti che ci propone il signore che ha telefonato. Mi fa un po' sorridere perché mi parla con tono molto arrabbiato, come se io non fossi d'accordo con lui. In realtà sì, il referendum è stato chiesto, si sta lavorando con i comitati per arrivare a un referendum, per cui siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sulla sicurezza c'è una guerra, sì, può essere, lo leghiamo al tema dell'immigrazione, ok, se si sta parlando di spaccio di stupefacenti ci sarà chi li vende ma c'è anche chi li compra e di solito non è che sono afghani, quindi voglio dire il problema è generale, è legato in parte all'immigrazione, perché chiaramente il piccolo spaccio si appoggia su chi? Su dei disperati che sono disposti a rischiare spacciando. E qui il problema è più la marginalità e la miseria che
che la provenienza geografica. Dopodiché, Cabino via, sì, siamo sul referendum. Ponte di Messina sfonda un portone aperto, cioè noi abbiamo sempre detto no al Ponte di Messina, sempre, storicamente. E da tempi non sospetti. Sì. Va bene. Allora, e poi dice, povero Conte, ha fatto meno di un mandato, non 2 legislature. Uno non completo. Uno e neanche completo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con le vostre telefonate, ancora con le vostre mail. A fra poco. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Allora, so che c'è una telefonata, credo in attesa già da prima. Pronto? Buongiorno? C'è qualcuno in linea? No, è caduta la linea. C'è invece la mail di Andrea che dice: sulla questione climatica, di cui si parlava anche molto prima perché c'era l'assessore regionale all'ambiente, credo sia utile ricordare che stiamo consumando suolo e risorse ambientali in modo forsennato. La Cina sta comprando in tal senso intere nazioni africane, ci dice Andrea. Insomma, è vero, no? È una questione... Sì, diciamo che la campagna acquisti cinese è legata al reperimento delle risorse, soprattutto terre rare. E invece il consumo di suolo è una cosa tutta nostra. Trieste in particolare è una delle province fanalino di coda, maglia nera per consumo di suolo in Italia, e continuiamo a consumarne, anche se ormai quanto è passato dall'approvazione dell'ultimo piano regolatore? Penso 10 anni? All'incirca. Circa 10 anni, sono 10 anni che abbiamo un piano regolatore che avrebbe dovuto portarci a consumo di suolo zero. Così non è, evidentemente, però non ne abbiamo più da consumare. L'ultimo lutto è la demolizione della pineta di Catinara per costruire un parcheggio, ma continuiamo così, cioè non riusciamo a capire che è ora di invertire, ma invertire drammaticamente la linea. È proprio del 2015, si sono andata rapidamente a verificare. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei. Volevo dire alla signora, che ho un'invalidità al 66%, e hanno diritti di agevolazioni. C'è una legge italiana per l'invalidità civile, la legge 118 del 71, che dice che si ha l'agevolazione per trasporto pubblico. Sono andata a chiedere la tessera per l'autobus e hanno detto che per Trieste ci vuole 67 punti di invalidità per avere la tessera del trasporto pubblico. Ho capito. Insomma, mi pare una roba che... Perché Trieste è differente? Ho capito. Dice la legge nazionale, dice che basta il 60% di invalidità civile per avere l'agevolazione nel trasporto pubblico. E qua sembra che sia il 67. 67. Allora, verifichiamo. Signora, non lo sapevo, mi informo. Il trasporto pubblico è una competenza regionale, nel senso che il trasporto pubblico, l'appalto del trasporto pubblico locale viene fatto a livello regionale, sia come chilometraggio che evidentemente come regole. Quindi se vale a Trieste, suppongo che valga anche a Udine piuttosto che a Gorizia. Certo, dovrebbe essere uguale, sì. Quindi si può provare a fare un'interrogazione in regione. Chiederò alla Rosaria Capozzi, la nostra consigliera regionale, di provare a modificare questa norma. Però naturalmente, signora, non c'è la bacchetta magica e ci vorrà un po' di tempo, però proviamo. Mi sembra francamente inaccettabile che noi si sia più punitivi, diciamo, rispetto alla normativa nazionale. Approfondirò e le faremo sapere.
Sì, è interessante assolutamente, perché magari può riguardare anche altre persone. Ah sì, no? assolutamente sì. Dunque, c'è un'altra mail da parte di Vadim che dice volevo chiedere all'ospite se non prova tristezza vedere tutte quelle macchine sempre parcheggiate lungo le rive, invece di avere isole pedonali come avviene in tante altre città del mondo, dice Vadim. Che allora, vorrebbe, sì, provo tristezza, sì. E l'orografia di Trieste fa sì che sia difficile evitare il traffico in centro. Noi non siamo una città che ha corona intorno al centro, no? Siamo una città schiacciata sul mare. Quindi è un po' complesso. Negli anni sono state prospettate n soluzioni possibili. L'obiettivo sarebbe quello di riuscire a pedonalizzare le rive, il problema è l'attraversamento della città. Senza le rive diventa complesso passare da una parte all'altra della città. Allora, io mi ricordo che sono stati proposti dei progetti anche piuttosto fantasiosi, non so chi si ricorda il tubone che doveva attraversare il golfo per portare da Barcola. Sì, è vero, ricordo. Sì. Ok, oppure parcheggi interrati sotto le rive, oppure una galleria che doveva passare sotto le rive in modo da lasciare libera completamente Piazza Unità. E ci sono stati mille progetti in questo senso. Naturalmente sono tutti progetti costosissimi, perché costruire in modalità interrata vicino al mare non è semplice, e certo è fattibile come tutte le cose, bisogna vedere quanto si è disposti a spendere. Dopodiché, ne parlavamo prima, cioè io sono abbastanza divertita da questa cosa, uno degli effetti secondari del nuovo codice della strada è che il centro cittadino di sera diventa praticamente pedonale, io vedo circolare solo autobus e taxi. Il che è il lato positivo, no, della cosa, e presumo che in realtà questa sia una tendenza che a lungo termine svuoterà pian piano le nostre città dal traffico veicolare privato, perché stiamo andando in una direzione in cui diventerà sempre più preponderante un altro tipo di trasporto, vuoi pubblico, ma vuoi anche diverso, con macchine automatiche, macchine in abbonamento, c'è tutta una serie di macchine in condivisione, tutta una serie di soluzioni che ci porteranno a risparmiare sull'utilizzo della macchina privata e ottimizzarne l'uso proprio. È chiaro, sì. E quindi sì, è una prospettiva a lunghissimo termine, si parla da qua a 20 anni, però presumo che questa sia la tendenza e avremo sempre meno bisogno della macchina privata, ecco. Ecco, c'è proprio oggi sul Piccolo tutta questa analisi sul peso del traffico sulla vita dei triestini e cosa che balza all'occhio. In questa fase è pesante. È pesante. L'anno scorso perdute 25 ore in coda, quindi calcolato credo ciascuno, no? Sì, una media. Più di una giornata, insomma. Passata in macchina ad aspettare. In coda ad aspettare, quindi e poi c'è tutta un'analisi, le curiosità sul pendolarismo, insomma, dice che la città è al 37° posto in Italia proprio per ingorghi, che non è proprio altissima, magari c'è chi sta peggio, però insomma probabilmente è un po' di metà classifica, non lo so, chi è stata analizzata, poi bisognerebbe andare a leggere meglio. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Dato il principio dei grillini che uno vale uno, volevo sapere dall'ospite cosa ne pensa del fatto che è capitato a Catinara della povera persona che doveva essere operata ma che è stata sospesa l'operazione perché non vaccinato, con tutte le conseguenze a livello nazionale di un po' una visione veramente scarsa della nostra organizzazione sanitaria. Grazie. Grazie Gino, buona giornata. Non le posso dare una risposta, non sono un medico, non so
che cosa comportava il fatto di non essere vaccinati nell'ambito dell'operazione che doveva fare questa persona. Non credo che dipendesse da un giudizio sul fatto di essere pro o contro le vaccinazioni. Penso che avesse delle ragioni mediche di base, suppongo, spero. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, mi comunicano, l'ultima pausa della mattinata, a fra pochissimo. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, ancora in compagnia di Elena Danielis che sta dialogando con voi telespettatori, ci sono varie telefonate, varie mail, dunque ci scrive Risse in città, ancora torna su questo tema Vito, Trieste è cambiata tanto, nessuno se ne accorge, come sempre dovrà succedere qualcosa di grave, di molto grave per pensare di fare qualcosa, insomma è preoccupato il signor Vito, non so cosa si aspetta per fare qualcosa, invece di andare a Roma a chiedere i soldi per l'inutile cabinovia si vada a chiedere di fare leggi più severe, questo ritiene il nostro telespettatore, insomma. Io credo che le leggi ci siano, il problema è farle rispettare, più che leggi servono operatori a tutti i livelli, non solo polizia e forze dell'ordine, no? Servono operatori, serve avere il polso della situazione anche sociale della città. E qua è complesso perché la soluzione al problema della mancata sicurezza è una soluzione complessa. E se noi vogliamo andare verso la soluzione, lo dico spesso, qua bisogna investire, ma investire tanto. Perché prima dicevo e ho accennato al fatto che è vero che ci sono che alcune comunità etniche, afghani e pakistani in particolare, sono coinvolti nel piccolo spaccio, ma sono la manovalanza. E c'è un livello superiore che è dato dai racket, che tipicamente non sono afghani e pakistani, e poi c'è un livello inferiore dato dagli acquirenti, che anche in quel caso non sono afghani e pakistani, è un sistema. Se tu devi affrontare il sistema, hai bisogno di affrontarlo con diversi strumenti. E non è cambiare le leggi o renderle più drastiche che risolverà il nostro problema di sicurezza. È l'approccio. È proprio l'approccio. Allora, prima la signora Nivea aveva telefonato dicendo la Regione mette in campo magari tanti bonus per mettere il fotovoltaico oppure per i motori delle barche, insomma lei lamentava invece l'assenza di aiuti concreti alle famiglie in difficoltà, alle persone in difficoltà con il carovita, con sì e no. Io avevo sentito, perché ero già arrivata, la risposta di Scoccimarro e dell'assessore. C'è anche la mail di Renata che dice io credo ci siano gli aiuti alle persone in difficoltà, sono molteplici di cui non tutti sono ancora a conoscenza, bisogna però rivolgersi agli assistenti sociali. No? Verissimo, allora ci sono moltissimi aiuti per le famiglie in difficoltà e quello che io critico è che sono sempre aiuti una tantum, il pagamento di una bolletta, il supporto per fare una determinata cosa, lo sconto sull'acquisto di qualcosa, o un piccolo aiuto, ma piccolissimo, mensile, e sostanzialmente trattasi di elemosina. Il problema è che, e qui perdonatemi se torno sulla difesa del reddito di cittadinanza, però quello strumento aveva questo di buono, che era pensato per uno strumento per consentire un aiuto a lungo termine che permettesse alle persone di provare a reinventarsi un'esistenza uscendo dal circuito della necessità, no? E del servizio sociale. Così era pensata la legge, poi chiaro, l'applicazione, specialmente in un periodo di grande crisi come è stato quello della pandemia, è stata quella di cercare di aiutare.
Però un aiuto serio e non elemosina per un periodo, perché si parlava di 2 anni, e che permetta alle persone di reinventarsi la vita, ecco, quello sarebbe uno strumento strutturale e non elemosina. Perché la differenza è che se io ti pago una bolletta non ti cambio la vita. Se invece ti permetto di riqualificarti e trovarti un mestiere o trovarti un lavoro, ecco sì, questo ti cambia la vita. Però nel frattempo qualcuno deve pur mangiare. Nel frattempo bisogna mantenere una famiglia e mangiare, e pagare le bollette, e pagare l'affitto e andare avanti. Sì. Quotidiana. Allora, c'è una telefonata, poi leggiamo anche un'altra mail. Pronto, buongiorno, chi viene con noi? Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, la sentiamo, buongiorno. Volevo chiedere a Scocimaro, però devo parlare. Ah, non c'è più Scocimaro, ma se vuole lo... Benissimo. Parlo stesso allora, volevo chiedere questi bonus per finestre, il 50% sconto delle zone. Però non ho 10 anni viene scalato il bonus. Il bonus, mi scusi, per le finestre. Per cambiare le finestre, quindi... Esatto, sì, infissi. Infissi. Allora, non ricordo di questo bonus regionale. No, non è regionale, credo che sia nazionale quel bonus quello è lì. nazionale, sì, in 10 anni viene scalato... Lei dice 20, ma a me pareva 10. 10 anni. Ah, 10 anni, sì, io ricordo così. Però, il problema di questi bonus qui è che se uno non ha capienza non scarica, è semplice. E comunque sono in 10 anni, sì, questi bonus edilizi. Ma sono vecchi. Anche ho 65 anni? Sì. Anche l'età sconta o no? L'età? Mi pare di no. No, non conta, è comunque in 10 anni che io sappia, ma questo è un bonus nazionale, cioè un bonus nazionale, no? Di questo sta parlando. Sì, viene scalato dalle tasse. Sì. Dalle tasse, quando si fa appunto la dichiarazione dei redditi, viene appunto scalato dalle tasse nella durata di 10 anni, esatto. Voleva sapere qualcos'altro la signora che ha telefonato, non so se è ancora in linea, no, credo sia caduta la linea. È vero, il problema di questi bonus è che poi uno deve aspettare appunto 10 anni per avere il rientro scala dalle tasse del in 10 anni, sì. appunto di quello che ha pagato, no? Quindi forse probabilmente lamentava la durata troppo elevata, non lo so. Sì, del resto, allora, sono tutti bonus che si appoggiano sul fisco, insomma, no? Quello che permetteva di avere uno sconto immediato, il classico sconto in fattura, era la circolazione del credito, no? Sì. La circolazione del credito d'imposta. Nel momento in cui tu questo credito che hai maturato lo puoi cedere a un altro, ecco che il beneficio è immediato. Ecco, sì. E se però non si applica questo meccanismo è ovvio che il credito va spalmato dal singolo sulla propria dichiarazione dei redditi per 10 anni. E quindi dipende anche appunto dalla capienza, no? Come esatto, diceva prima. Se uno non ha capienza, nel senso che non guadagna abbastanza per pagare tante tasse per poter scaricare da queste il bonus, finisce che non ce l'ha. Che non ha il beneficio. Allora, ci scrive Paolo, forse che la scarsità di traffico serale è dovuta più alla situazione della sicurezza personale che al nuovo codice della strada? Questa è l'ipotesi, insomma, di Paolo. Insomma, è stato così coincidente con l'avvio del codice della strada che viene difficile immaginare un'altra motivazione. No? Io ho visto moltissimi taxi in giro e poche macchine private nelle sere successive all'entrata in vigore del codice. Anche questo si lega insomma un po' alle abitudini, no? Sì, alle abitudini di noi del nord-est. Del nord-est, diciamo così. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Dino. Dino, senta, buongiorno. Io volevo riprendere un attimo diciamo sul bonus che parlava la signora
la Nives anche sugli aiuti, diciamo in generale. Sì. Ma io voglio fare soltanto questo presente, che con questo governo, con l'aumento del costo della vita, le pensioni hanno perso non il 3, il 5% come dicono loro, ma purtroppo, e questa è la cifra di Metra che aveva fatto il calcolo, è il 28%. Questo significa che se uno prendeva 1.000 euro nel 2015, perché qua questo si corre dal 2015, oggi quando ritira qui 1.000 euro equivalgono a 780 euro. Allora io chiedo a questo governo Meloni, che ha risparmiato 37 miliardi sulla mancata indecisazione delle paghe e delle pensioni, sul costo della vita, come mai queste signore? Perché qua quelli che parlano tante volte non è che parlano apertamente, parlano politicamente e di parte. Allora io inviterei tutti i cittadini a guardare quando vanno in negozio, quando vanno a comprare i medicinali, quando chiedono per andare a fare una visita medica che devono tirare fuori i soldi dalla tasca, quando il figlio va dal papà e gli chiede i soldi per pagare la rata della scuola perché non ce li ha. Basta vedere il giornale di oggi, il Messaggero o il Gazzettino a Udine. I Friuli Venezia Giulia sono anche quelli che lavorano, sono i più poveri d'Italia. Allora poveri. Io mi chiedo, ma dove vedono questa chimera, questo paese delle favole che stiamo andando, come ha detto il vescovo anche Trevisi, a un aumento della povertà, della siccità. Io l'altra settimana mi ha chiamato una signora dell'ospedale, l'hanno invitata ad andare a via del pronto soccorso perché c'erano 60 persone in fila e non riuscivano a visitarla. Ma dove siamo arrivati? E Federica aveva fatto una campagna elettorale giustamente contro la Serracchiani, però ha peggiorato le cose da 1100 volte di più di quello che ha fatto il PD con la Serracchiani, perché all'epoca, al limite, si poteva fare la visita specialistica, nessuno ti mandava via, avevi l'oculista, avevi tutto. Oggi non hai nulla. Il prossimo, cioè quest'anno, col 1° gennaio, vogliono fare le case, quelle private, per sopperire il pronto soccorso. Guarda, sarà tutto a pagamento. Ma la gente, i cittadini si stanno rendendo conto di chi abbiamo al governo. Questo è il problema. Questo è un grosso problema per la città, perché se appunto con le pensioni non riesci a finire il mese, questo significa che questi qua stanno operando con la legge del Covid. Diamo la precedenza ai giovani e quelli vecchi li lasciamo andare, devono morire. Ma perché? Perché vogliono incominciare a zerare il debito pubblico di questo paese. Ma non è giusto, perché i vecchi hanno contribuito a fare questo paese la quinta potenza del mondo. Capito. Ma ragazzi, io penso ai signori che sono a casa, indifferentemente bianchi, rossi e verdi, ma guardate la realtà dei fatti o no? Grazie Dino, questa è la sua protesta, insomma, è la sua preoccupazione. È innegabile l'allarme sul fatto che in Italia gli stipendi non crescono da 30 anni, in compenso l'inflazione sì, è un allarme non di oggi. Il fatto che la forbice tra ricchi e poveri si stia divaricando in modo esagerato è un allarme non recente. Sul fatto che in Italia i lavoratori poveri siano una parte non secondaria della popolazione è altrettanto vero. Sul fatto che i nostri stipendi non crescono, in compenso le spese sì, è evidente a tutti, quelli che pagano le bollette e che fanno la spesa. Dirò di più, io trovo che questo governo non abbia una strategia industriale e trovo che la situazione che stiamo vivendo adesso sia una situazione di crisi profonda, di recessione, no? Noi abbiamo un sacco di cassa integrazione, noi abbiamo dei settori trainanti dell'economia italiana sostanzialmente al palo. Penso alla moda, ci sono produttori di tessuti, di stoffe, di accessori che hanno 4-5 anni di magazzino fermi, non si vende, il mondo è in crisi. E penso all'automotive,
che è trainante, è una crisi gravissima, abbiamo i lavoratori in cassa integrazione. E la fine dei bonus edilizi ha fatto sì che si bloccasse anche l'edilizia, che era quello che trainava l'Italia. Adesso la situazione economica e industriale di questo paese è grave e io vorrei capire che cosa vogliono fare, perché non è affatto chiaro. Manca un progetto, un piano. Manca una prospettiva, manca un obiettivo a lungo termine, bisogna capire dove si vuole andare. Vogliamo convertire tutto all'elettrico? Ha un costo anche ambientale, non nascondiamocelo, perché l'elettrico funziona con le batterie. E quindi comunque in ogni caso... Ci sono degli esperimenti bellissimi che vedono l'utilizzo del sale nelle batterie al posto di sostanze inquinanti difficilmente smaltibili. Però non abbiamo ancora produzioni industriali di batterie al sale tale da sostenere l'automotive italiano. Quindi il progetto che va fatto, il programma che va fatto è un programma a medio termine e non lo vedo, non esiste, non viene fatto. Chiaro. Allora, prima di passare alla telefonata facciamo pure vedere la vignetta che ci è arrivata da Marco Englaro sulle risse oggi. Altra rissa con spranghe e bastoni, Segaditto ti spaccio la faccia. Vabbè, insomma, ha fatto un po' un gioco di parole per forse anche un po' sdrammatizzare, no? Quello di cui stavamo parlando prima. Grazie. Io poi complico la faccenda spiegando che la soluzione non è semplice e non è normativa purtroppo, perché le norme ci sono, però il problema è reale, esiste, non è solo percepito, è proprio reale. Ci sono io ho delle colleghe che da quando è stato chiuso Molo Quarto hanno delle grosse difficoltà perché hanno paura a parcheggiare al silos e magari tornare indietro tardo pomeriggio col buio, no? E quindi quello è un grosso problema. È un problema. Certo. Altro che. A proposito di parcheggi, c'è anche oggi l'articolo sul parcheggio all'ex Tripkovic, il piazzale che è rimasto dopo l'abbattimento. Sostituire un teatro con un parcheggio è un'ottima cosa. Era un po' quello che non si desiderava, insomma, però sembra avere successo ovviamente. Per forza, perché senza Molo Quarto le persone dove le mettono? E infatti si dice qua sul giornale: parcheggio ex Tripkovic, le mosse per una proroga ma con l'ostacolo dei costi, perché la concessione scadrà alla fine di questo mese e il presidente Paoletti chiede per Confcommercio, dice servono aiuti per proseguire, dice Paoletti. Insomma, vedremo cosa succederà appunto di quest'area. Si era detto che sarebbe durato un paio di mesi per Natale e poi per i momenti immediatamente successivi. Sì. Staremo a vedere. Allora, c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Fulvio. Fulvio, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo intervenire un po' sugli stipendi minimi, no? Sì. Che tanto lì a sinistra, i 5 Stelle e compagni dicono sì, bisogna alzare gli stipendi. Allora, gli stipendi, io lavoro in una fabbrica, gli stipendi vengono contrattati ogni 2 o 3 anni dagli sindacati, quelli che vanno in piazza ogni settimana a dire che il governo non vuole, non qua, non là. Quindi i signori dei sindacati si mettono al tavolo, si mettono la mano sul cuore e non abbassino loro stessi i contratti e gli stipendi durante le contrattazioni con gli imprenditori, prima di tutto. Secondo, le forze dell'ordine, no, hanno le mani legate perché se fanno qualcosa sono indagate, quindi muoviamo le forze dell'ordine come fanno in certi stati con armi non letali, con le pistole o i fucili, con i sacchetti di sabbia, almeno se vanno a casa con qualche livido forse si ricordano che qualcosa di male hanno fatto, no? Quindi non è che dobbiamo sempre proteggere questi che fanno risse in giro e dobbiamo condannare i nostri poliziotti, i nostri carabinieri che fanno il loro lavoro e se sparano vengono subito
Quindi fatti vedere come suggerisce diavoli la perché hanno dotazione sparato. di armi non buona letali. giornata. Ho capito, grazie Fulvio, questa è insomma l'idea di Fulvio. Io l'idea di sparare sono sempre un po' contraria, chiunque spari. La proposta di dotare le forze dell'ordine di armi non letali è sempre in discussione, no? C'è stato un periodo che anche la polizia locale doveva essere attrezzata con dei taser, no? Sì, però poi non se n'è fatto nulla, non mi ricordo esattamente perché. Credo che anche il taser sia un'arma che può avere effetti letali in determinate condizioni. Per carità sì, invece tornando alla contrattazione collettiva, sì, però faccio presente che in quest'ultimo anno anche i sindacati si sono uniti a noi, 5 Stelle, e ad altre forze del centro-sinistra per chiedere che venga fissato un tetto minimo per i salari. Perché la contrattazione collettiva ha perso forza in questi ultimi decenni e l'ingresso di determinati contratti, faccio riferimento in particolare al contratto multiservizi, ha deteriorato la condizione dei diritti dei lavoratori. È una stagione abbastanza complessa anche per i sindacati, ma io vedo segnali di rinascita, di voglia di ricominciare a prendere in mano la contrattazione e fare un lavoro più tutelativo nei confronti dei diritti dei lavoratori meno protetti, ecco, meno strutturati. Chiaro, è vero, è un momento è delicato, ha detto bene, però è un momento in realtà positivo in questo senso, perché è di recupero. Sono abbastanza d'accordo con il signore che ha chiamato poco fa, e aggiungo solo che questo percorso è partito e siamo tutti d'accordo che, come la stragrande maggioranza degli altri paesi europei, è ora che anche l'Italia si doti di un tetto minimo sotto il quale non è possibile scendere, a prescindere dal contratto. Chiarissimo. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Sono Luisa. Luisa, buongiorno. Buongiorno. Eccola, buongiorno. Adesso sono tornata che devo portare il cagnetto a fare il giretto. Ecco, l'ascolti, mi abito là dove che brucia le macchine, no? Ah, ok. A Metastasio, abito vicino, proprio attaccato. Bruciate 2 macchine, una roba. Alla mattina mi alzo, vado a passeggiare, come ho visto queste macchine mi è venuto quasi un infarto, una cosa vergognosa, ma non potremo vivere così, in paura, col posto macchina, con le telecamere, ringrazio Dio, ma la gente magari ha figli e ha 2 macchine e la lascia fuori. Mi è venuto un colpo come ho visto sta roba, e per di più questi poveri poliziotti carabinieri che i dalignate quando c'è queste grandi manifestazioni, quei poveri che lavorano col freddo, col caldo, di notte per un bianco o un nero. Mio figlio che ha fatto carabiniere ausiliario, parlo di tanti anni fa, a Monfalcone, sono felice che non sia andato avanti, sono felice. Poi mia nuora l'ha tutto militare in casa, mia nuora, la moglie di mio figlio, e il papà generale dei carabinieri, però è in pensione, un fratello è il dottore dell'esercito e un altro è colonnello, stracolonnello dei elicotteristi e la psicologa, tutti là così che li adoro, la polizia, i carabinieri, tutti, ma tutti non si devi fare queste cose. Veramente siamo tutti, mi ho paura, la sera non vado neanche alle 8 fuori. Mi le scovate e li porto alla 1:30 pomeriggio, non la sera. Non potremo vivere così. Adesso abbiamo paura noi qua, che siamo a Metastasio. Un motorino bruciato l'altro giorno e sotto qua una via che ha sbusato tutte le gomme. Dove siamo arrivati? Guarda, mi sarò anziana, ma ai miei tempi era una bellissima zona e pace.
Grazie si stava mille, tranquilli, grazie. insomma. Chiarissimo, signora Luisa, grazie di aver telefonato, è sempre molto accurata, insomma, nelle sue telefonate, la signora Luisa, che esprime una preoccupazione. La cosa che fa male effettivamente è che le persone siano così spaventate da limitare la propria vita e non uscire di casa perché temono di subire sopraffazioni, violenze, eccetera. Non tutti, io per esempio no, ma però immagino che se uno ha una certa età si sente fragile, si sente esposto. Esatto. E questo è l'aspetto peggiore. È vero, infatti, questo sicuramente è l'aspetto peggiore. Si riferiva alla signora Luisa, l'abbiamo visto anche sul giornale, insomma, questi incendi dolosi. Sembra che gli investigatori siano sulle tracce, insomma, del responsabile di questi episodi. Poi ce ne sono stati altri in passato, in qualche caso è uscito fuori il nome, in altri no. Insomma, mi ricordo che un paio d'anni fa c'erano danneggiamenti sulle auto nella zona di salita promontorio, no? Sì, un periodo. È vero, anche in questa zona danneggiamenti non venivano bruciate, però venivano rotti gli specchietti, vetri, graffiate, graffiate, bucate le gomme. C'era anche questo. Allora, pronto, buongiorno, l'ultima telefonata della giornata. Buongiorno, sono Silvia. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno anche alla sua ospite. Io volevo semplicemente dire questo, che le forze, io ho anche in famiglia forze dell'ordine, il marito, il figlio ho avuto, cioè voglio dire, io non li adoro e non li detesto, sono delle persone che hanno scelto quella strada, che hanno fatto chi più chi meno con un grandissimo senso del dovere il loro servizio allo Stato, ma io ho questa cosa in testa e ne sono molto sicura. Allora, i morti delle forze dell'ordine in servizio sono assolutamente identici ai morti sul posto di lavoro e ce ne sono sempre di più. Sono martiri del loro dovere, tutti, indistintamente. E il fatto che le forze dell'ordine, io parlo con cognizione di causa, ripeto, figlio, marito, cioè voglio dire, le forze dell'ordine vengano, come dire, disprezzate, no, le forze dell'ordine devono essere un esempio e quindi è meglio lasciare scappare un ragazzino sulla moto piuttosto che rischiare di ammazzarlo. Mio marito ha sempre ragionato così, mio figlio uguale e sono molto orgogliosa sia di mio marito che di mio figlio perché intanto qui in casa non è mai entrata un'arma, mio marito non ha mai, e pensi che era armaiolo, non ha mai avuto il culto dell'arma in sé come strumento di morte, no? E quindi era un tecnico, in casa non è mai, io non ho mai visto una pistola, mai. Cioè qui in casa mia armi non sono mai entrate. E ripeto, non c'è da osannare o da disprezzare, c'è il rispetto reciproco, il senso del dovere, che è quello che dovrebbe dominare. E come si dice, un pubblico ufficiale, un delle forze dell'ordine, deve essere lui per primo che deve rispettare le regole. Poi se il Parlamento è uno schifo che non fa le leggi come deve, che ci sono le commissioni eccetera, allora, e tira fuori leggi. Mi dispiace interrompere questa bella telefonata perché insomma era bella veramente signora, grazie. La ringraziamo, siamo davvero giunti alla fine. Io comunque ringrazio sia la signora Silvia che ha telefonato, ringrazio Elena Danielis e la invito a tornare a trovarci presto qui quando volete a Trieste. Grazie molte. Grazie mille. Noi ci fermiamo qui. Grazie a tutti. Grazie alla signora che ha fatto un bellissimo discorso. Una bellissima conclusione per la trasmissione. Grazie. Buona giornata a tutti.